Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 13 maggio. Come al solito diamo uno sguardo prima alle agenzie di stampa. L'Ansa.it apre con Fazio, inteso come Fabio, stoppa che fuori tempo che fa. Cancellate le ultime 3 puntate, l'ha annunciato Fabio Fazio in apertura trasmissione. La RAI dice nessun taglio, normali forme di cambiamento legate ai periodi elettorali, dice la RAI, ed è l'apertura dell'Ansa stamani, che fuori tempo che fa, cioè l'appuntamento con Fabio Fazio del lunedì chiude domani con 3 settimane d'anticipo. Lo ha detto il conduttore stesso, un avviso al nostro pubblico, ha ringraziato il pubblico, eccetera. Nessun taglio, normali forme di cambiamento della programmazione legate ai periodi elettorali, dice la direzione di Rai 1. Come era già avvenuto nei lunedì successivi alle recenti tornate amministrative, anche per le elezioni europee Porta a Porta prenderà il posto di Che fuori tempo che fa, in seconda serata, il 20 maggio, per poter articolare il calendario della comunicazione elettorale prima della consultazione. Il 27 maggio a seguire le elezioni, perché sarà Porta a Porta a commentare i risultati con uno speciale secondo tradizione. La settimana successiva perché è stata considerata l'opportunità di non riprendere per una sola puntata dopo una lunga interruzione, riducendo ai minimi costi elevati e spese inutili e recuperando anche sulle spese generate dal fermo. Il che rientra nelle normali forme di cambiamento anche radicale dei palinsesti dovuto ai periodi elettorali, dice la RAI. Questo è l'argomento appunto d'apertura dell'Ansa.it. Poi sono le comunali, il Movimento 5 Stelle vince a Caltanissetta e a Castelvetrano, Lega a mani vuote, affluenza ai ballottaggi in calo al 43,6%. Il Movimento 5 Stelle cercherà di monetizzare per le europee, mentre resta a mani vuote la Lega, che perde la doppia sfida seppur di misura con i suoi candidati e non riesce a fare lo sgambetto nell'isola agli alleati grillini. L'esito dei ballottaggi in Sicilia, dove si è votato in 5 comuni, fa segnare l'unplane dei 5 Stelle, che vincono in 2 città emblematiche dopo aver perso Bagheria e Gela conquistate 5 anni fa. Caltanissetta stravolta dallo scandalo del sistema montante, l'ex presidente di Sicindustria condannato a 14 anni di carcere, che proprio dalla città aveva scalato i piani alti del potere, e Castelvetrano, la cittadina del superlatitante Messina Denaro, chiamata al voto dopo 2 anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, scrive ancora l'agenzia ANSA. E poi la dunata degli alpini a Milano, il ministro Trenta dice: sono il simbolo dell'Italia riunita. La città si è stretta intorno alle penne nere nel giorno del raduno del centenario. Poi ancora la Lega sulle europee, è un referendum. E Di Maio l'IVA non aumenterà, sintetizza ancora l'agenzia ANSA. Botta e risposta tra Salvini e Di Maio. Il 26 maggio un referendum sulle politiche della Lega. Non sono elezioni europee, ha detto Matteo Salvini da Sanremo. Svegliate chi ancora dorme se sperate in qualcosa di nuovo. Dove governa la Lega si vede. Ci dovete aiutare ad andare in Europa come primo partito europeo. La Lega primo partito europeo per andare a riprenderci le chiavi di casa nostra. Il 26 maggio è un referendum tra la vita e la morte, non sono elezioni europee. Tra passato e futuro, tra Europa libera e Stato islamico basato su precarietà e paura, ha detto ancora Salvini a Fossano, Cuneo, per un comizio elettorale. L'ultimo che ha parlato di referendum, ha replicato Di Maio, è stato Renzi e non gli è andata bene. Non sfido gli italiani, li rappresento. Gli italiani alle europee dovranno scegliere tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni e chi no, chi abbassa le tasse nei comizi e chi invece lo fa davvero, chi aiuta le persone col salario minimo e chi non lo vuole fare, chi dice che la donna deve stare chiusa in casa a fare più figli. Quanto a Salvini, ha detto ancora: abbiamo dimostrato all'Europa che facciamo da soli. Questo mi è costato un tentato processo. Ora stanno provando di nuovo col Tribunale dei Ministri di Catania. Processatemi pure, ma non fatemi perdere tempo. Indagare un ministro che ferma un barcone per 4 giorni. E Di Maio intanto assicura che l'IVA non aumenterà. Avevo promesso a marzo che l'IVA non sarebbe aumentata nel 2018, non è aumentata. Ve lo prometto qui che non aumenterà neanche nel 2019. In un paese in cui ci sono 300 miliardi di euro di evasione fiscale,
I soldi per disinnescare qualche decina di miliardi di euro di IVA li troviamo, soprattutto dai grandi evasori che non sono solo a livello italiano. L'IVA non aumenta e non si fanno giochi. Piena sintonia e condivisione degli obiettivi, il senso delle lettere che il Premier Conte e il ministro Moavero Milanesi hanno indirizzato al ministro Salvini rispondendo alla missiva del ministro stesso. Lo rendono noto fonti del Viminale. Salvini aveva chiesto un'azione comune di tutto il governo per stringere accordi bilaterali per il rimpatrio dei clandestini. La settimana prossima ha convocato il tavolo esteri interno per affrontare temi di comune interesse come i rimpatri, così l'agenzia ANSA. Poi c'è l'elemosiniere del Papa che riattiva la corrente a stabile occupato. Un edificio a Roma ospita 400 persone, famiglie e bimbi, è stato un gesto disperato, ha detto l'elemosiniere del Papa. Nei giorni scorsi appello degli abitanti. Salvini commenta, paghi anche 300.000 euro di arretrati, di bollette. Sono intervenuto personalmente per riattaccare i contatori. È stato un gesto disperato, c'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie e bambini senza la possibilità di far funzionare i frigoriferi, dice all'ANSA il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, il braccio caritativo del Papa per i casi di disagio a Roma e non solo, dopo aver riattivato la luce elettrica a Spin Time nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, al buio senza acqua dal 6 maggio. Non l'ho fatto perché sono ubriaco, ha detto Krajewski. Nei giorni scorsi era arrivato un appello dagli occupanti dello stabile. Qui vivono 420 persone, tra cui 98 minorenni, e ci sono 25 realtà culturali, ma non sarà certo il buio a fermarci. È un appello alla città, avevano detto gli attivisti di Spin Time Labs, tra quanti occupano lo stabile ex Impdap di via Santa Croce di Gerusalemme a Roma. È stato occupato il 12 ottobre del 2013 dal movimento Action a scopo abitativo. All'interno ci sono anche un'osteria, un laboratorio di birra, una falegnameria, una sala prove e un punto d'approdo aperto a tutti. Secondo quanto appreso dagli occupanti, il Campidoglio non salderà le bollette della luce arretrate dovute dagli occupanti della palazzina, dopo che la società di fornitura di energia, HERA, ha staccato la corrente per morosità. Sembra che il debito accumulato dal 2013 sia di oltre 300.000 euro. Il leader della Lega, Salvini, intervenendo a un comizio elettorale a Bra, Cuneo, ha detto conto che l'elemosiniere del Papa, intervenuto per riattaccare la corrente nel palazzo occupato di Roma, paghi anche i 300.000 euro di bollette arretrate. Penso che voi tutti, facendo sacrifici, le bollette le pagate. Se qualcuno è in grado di pagare le bollette degli italiani in difficoltà, siamo felici, ha detto Salvini. Telefonata tra la sindaca di Roma Raggi e il prefetto Pantalone sull'occupazione dell'immobile. Così l'agenzia ANSA in prima pagina su questa questione dell'elemosiniere del Papa, che vedremo poi variamente commentata anche sui giornali, la questione dell'elemosiniere che riattiva la corrente al Palazzo Romano occupato. Poi c'è un'altra notizia in prima pagina, chiusura del traforo del Gran Sasso, la concessione a rischio, dice il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per martedì un incontro con Strada dei Parchi per la questione della chiusura del traforo del Gran Sasso che la società vorrebbe far scattare dal prossimo 19 maggio. L'incontro dovrebbe servire a evitare la chiusura che per il Ministero rappresenterebbe un'interruzione di pubblico servizio, un inadempimento grave della concessionaria delle autostrade A24 e A25 che porterebbe alla revoca della concessione. E queste sono le notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA. In primo piano sulla dnkronos.com lo vediamo subito, tagliate le ultime 3 puntate del Che fuori che tempo che fa di Fazio, in Sicilia i ballottaggi, l'elemosiniere del Papa che riattiva la luce allo stabile occupato e il traforo del Gran Sasso e le scintille nel governo, mentre un albanese migrante corre col PD, sono io, l'anti-Salvini, la 34enne Geri Ballo, candidata al Sud, a 11 anni si è ricongiunta con la madre in Italia, scrive l'agenzia DN Kronos. L'Agi.it apre con Krajewski, l'elemosiniere del Papa che ha fatto arrabbiare Salvini. Il cardinale ha tolto i sigilli al contatore della luce in un palazzo occupato a Roma. Sono pronto a pagarne le conseguenze. Non l'ho fatto perché sono ubriaco, ha detto il porporato. Facebook ha chiuso 23 pagine italiane che postavano troppe fake news politiche, diffusione di false informazioni, violazione delle regole di Facebook. Così la decisione di Facebook è arrivata dopo aver accertato che le fanpage diffondevano bufale su migranti e vaccini, oltre a messaggi antisemiti. In totale le pagine in questione avevano 2,5 milioni di follower.
L'azione di Facebook è arrivata dopo la segnalazione di Avaaz, organizzazione non governativa attiva sul tema di diritti umani, che il 3 maggio aveva segnalato all'azienda numerose violazioni delle condizioni d'uso della piattaforma, cambi di nome che hanno trasformato pagine non politiche in pagine politiche e partitiche, uso di profili falsi, contenuti di odio, comportamenti non autentici e spam. Nel report che Avaaz ha consegnato a Facebook, diversi siti a scopo politico. Il più attivo era Vogliamo il Movimento 5 Stelle al governo, 130.000 follower. Avaaz riporta anche qualche esempio di fake news condiviso, come la falsa citazione attribuita a Saviano per cui avrebbe preferito salvare i migranti che le vittime italiane dei terremoti, frase che lo scrittore non ha mai pronunciato. La diffusione di questa bufala lo costrinse a negarne pubblicamente la paternità. Poi altre pagine come Lega Salvini Premier Santa Teresa di Riva e Noi Siamo 5 Stelle sono state chiuse per cambi di nome ingannevoli, trasformandosi da pagine di associazioni locali in pagine a scopo politico. Tra fanpage chiuse ce ne sono diverse in apparenza non politiche, venivano usate per spargere contenuti divisivi vicini all'estrema destra. Per esempio I Valori della Vita, 1,5 milioni di followers, una pagina che era parte di una rete che condivideva più volte al giorno i contenuti del sito di news e disinformazione e clickbaiting di destra, leggilo.org. Ringraziamo Avaaz, dice Facebook Italia, per aver condiviso le loro ricerche affinché noi potessimo indagare, così in prima pagina. E poi come è andato alla fine il raduno dei terrapiattisti di Palermo? Viviamo in una gabbia di controllo senza sbarre che ci imprigiona, dicono, ma i partecipanti sono stati pochi. Intanto il Fatto raccoglie le lettere di chi ha ottenuto il reddito di cittadinanza. Ma perché non decolla, si domanda l'Agi. Un'iniziativa del quotidiano di Travaglio racconta le storie di chi ne sta usufruendo, ma stando ai numeri le domande sono ancora basse. E si cerca di cominciare a spiegarne il motivo, scrive ancora l'agenzia Agi in prima pagina. Andiamo a vedere adesso la pagina Facebook, come al solito, di Matteo Salvini, poi quella di Luigi Di Maio. Non solo non lo abbiamo cancellato, cancelliamo Salvini, è lo slogan che apre la prima pagina con un ragazzo di colore che parla. Non solo non lo abbiamo cancellato, ma abbiamo raddoppiato, cancellate il decreto Salvini. Con il decreto sicurezza bis, in Italia si viene avendone diritto, avendo rispetto per il paese che ti ospita, altro che razzismo. E poi ancora al secondo post, giornali e TV non fanno vedere queste immagini, emozionante, migliaia di persone ad aspettarmi a Settimo Torinese, governata dalla sinistra da sempre, mi dicono che siamo sulla strada giusta. Agli altri lascio le polemiche, mi tengo il lavoro e l'affetto. Questi primi due commenti di Matteo Salvini oggi alle 9 a Brembate, caffè Brembate di Bergamo, mentre più tardi sarà Zingoni e Ciserano, sempre alla Bergamasca, e poi a Dalmine nella mattinata. Questi sono gli impegni di Matteo Salvini, che poi proseguono con Lumezzane, Brescia, Montichiari, Brescia, Legnago, Verona, Schio, Vicenza, Bassano del Grappa, Vicenza. Il tutto entro le ore 21 di questa sera, come potete vedere anche dalla sua pagina Facebook. Continuiamo a percorrere brevemente, ancora in primo piano, in home page, ovviamente il Settimo Torinese, di cui abbiamo già detto, e poi Tortona, Alessandria, fenomenale, sono gli unici sondaggi di cui mi fido. Sta girando come una trottola, come si dice, Matteo Salvini. Piazza e giornate stupende tra Liguria e Piemonte, scrive ancora Salvini nella sua pagina Facebook, e poi dalla Annunziata su Rai 3. Vi prego di guardare se non avete visto, se avrete pazienza vi rallegrerete e capirete perché il 26 maggio la Lega prenderà una valanga di voti, scrive Matteo Salvini. Poi ancora pazzesco, ecco l'accoglienza al Settimo Torinese, tra 2 settimane con il voto alla Lega il 26 maggio il PD lo mandiamo a casa anche in Piemonte, scrive sulla sua pagina Matteo Salvini. Potete vedere molti altri documenti della giornata di ieri, mentre Luigi Di Maio mette in primo piano le vittorie di Caltanissetta e Castelvetrano, da oggi comuni a 5 Stelle. Sono davvero felice, scrive Di Maio. Poi la diretta da Bari in Puglia per l'intervento dello stesso Di Maio, insomma si vota, sono giorni di campagna elettorale. E un gruppetto di provocatori oggi ha offeso Papa Francesco, scriveva 12 ore fa Di Maio. Leggo che sono di Forza Nuova. Il punto non è chi sono, Forza Nuova o vecchia, il punto è come si fa ad attaccare Papa Francesco, con quale coraggio. Questo pontefice sta portando avanti una rivoluzione culturale e sociale incredibile, restituendo speranza non solo all'Italia ma al mondo intero. Un pontefice che parla alla gente,
che si misura con le loro difficoltà, chiede con sincerità e trasparenza di rimettere la persona al centro. Non ho parole, non c'è limite alla vergogna. La mia vicinanza non solo a Papa Bergoglio, ma a tutti coloro che al suo fianco si impegnano per un futuro migliore e più umano. È la dichiarazione pro Papa Francesco di Di Maio sulla sua pagina Facebook. Le dichiarazioni da Foggia, la diretta da San Giovanni Rotondo, e poi Pasquale Casertano, carabiniere, che lo scorso aprile è stato vittima di un vile agguato con un altro maresciallo, Vincenzo Di Gennaro. Purtroppo Vincenzo non ce l'ha fatta, a lui deve andare il nostro ricordo, ma Pasquale, grazie al cielo, sta bene e è pronto a ripartire più determinato che mai. Questo è lo spirito dei nostri carabinieri, dobbiamo supportarli, sostenerli ogni giorno. Chi tocca un carabiniere tocca lo Stato, scrive Di Maio, che ha fatto anche gli auguri per tutte le mamme d'Italia che amano i propri figli e che resistono davanti alle più grandi, scrive Di Maio, davanti alle più grandi difficoltà economiche e sociali. Ovviamente auguri anche alla mia mamma, ma anche ad Antonella, che al Fatto Quotidiano oggi ha raccontato di essere una madre in una famiglia monogenitoriale che da 12 anni vive nella precarietà, grazie al reddito di cittadinanza riesce ad affrontare spese che prima non riusciva a onorare, scrive Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook, che lasciamo per andare adesso a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera. Il Corriere apre la sua prima pagina con il governo alla resa dei conti. Questa è la locuzione usata dal Corriere della Sera nel titolo d'apertura. Più si avvicina il voto per le europee, più sale la tensione dentro la maggioranza e tra maggioranza e opposizione. Nel governo sembra arrivata la resa dei conti e c'è una data, lunedì 20 maggio. Si tratta del giorno non ancora definitivo del prossimo Consiglio dei Ministri, in serata l'unico e l'ultimo prima delle europee. Ieri sera Fabio Fazio ha annunciato in diretta che la RAI ha deciso di tagliare 3 puntate del suo programma, e sempre ieri è salita di tono la polemica per l'elemosiniere del Papa che a Roma ha acceso la luce a un palazzo occupato. Salvini dice ora paghi anche le bollette, i famosi 300.000 euro di arretrati. E sempre rimanendo al Corriere della Sera, in primo piano il cardinale elemosiniere Krajewski che dice l'ho fatto per i bambini. Il cardinale nel pozzo, l'inviato del Papa che riattiva la luce nelle case occupate. L'ho fatto per i bambini, sono pronto a pagare. Deve essere uno esperto però il cardinale di robe elettriche, di contatori e via dicendo. L'ha fatto da solo, l'ha fatto lui. Riattiva la luce nelle case occupate, Salvini contro l'inviato del Papa. Interviene l'elemosiniere di Papa Francesco che ha riattivato la luce in questo palazzo occupato del centro di Roma al buio da una settimana. Il conto che paghi anche i 300.000 euro di bollette arretrate e che aiuti le tante famiglie italiane che non occupano una casa e fanno fatica ad arrivare a fine mese, ha detto Matteo Salvini. Sabato, edificio ex Impdap di via Santa Croce in Gerusalemme, ribattezzato Spintime Labs. Arriva il porporato, dal 6 maggio 450 occupanti, un centinaio di minori tra loro, sono senza luce e acqua calda. Non possono utilizzare il frigo né fare il bucato in lavatrice. A staccare il contatore per morosità Acea, municipalizzata che eroga il servizio, su richiesta dell'azienda di energia Eracom. L'inviato del pontefice, che era già stato in visita nel palazzo a portare viveri e doni, chiama la prefettura per trovare una soluzione. In serata torna e ripristina la corrente, pronto ad assumersi ogni responsabilità. Con tanto di biglietto da visita lasciato vicino alla centralina. Mi assumo la responsabilità, l'ho fatto per quei bambini, dice il cardinale intervistato dal Corriere della Sera. Le bollette da ora le pago io, non c'è problema. Bisogna occuparsi dei poveri. È bello combattere anche per una sola persona, figurarsi per 500. E polacco, 55 anni, la notte il cardinale Krajewski gira per Roma con un furgoncino, distribuisce viveri, coperte, soldi, aiuti vari. Si devono a lui molti servizi per i senza tetto aperti intorno al colonnato di San Pietro. Ha accompagnato i clochard a pranzo col Papa, li ha portati al circo, ha mostrato la Cappella Sistina. Da tempo i poveri della capitale hanno imparato a chiamarlo Don Corrado. Molti di loro non sospettano neanche che sia un cardinale. Mi assumo tutte le responsabilità di aver riattaccato la luce nel palazzo di Santa Croce, non devo dare spiegazioni.
Ci ricordiamo cosa accadde l'ultima volta che ci fu un blackout a Roma? Fu un dramma. Adesso si immagini cosa può significare restare senza luce per 6 giorni, 500 persone in quel palazzo. Conosco la situazione da tempo, dal Vaticano mandavamo ambulanza, medici e viveri, stiamo parlando di vite umane, dice il cardinale. Mentre sempre dal Corriere della Sera c'è da segnalare un'intervista al sottosegretario leghista Rixi. Così non si va avanti, basta con questo Vietnam. I 5 Stelle pensano che si possa governare così? Dopo il 26 servono un ministro e un commissario, dice Rixi, leghista, sottosegretario alle infrastrutture. Voto referendum tra vita e morte, dice Salvini ed elite con Di Maio. È la scelta tra noi e chi si tiene gli indagati, replica Di Maio. Conte si tiene a distanza e manda avanti il capo del Movimento 5 Stelle. Poi c'è la gaffe di Salvini. Lo slogan è prima gli italiani, ma la città scelta come sfondo per il manifesto del comizio di Salvini è francese. Sulla rete la gaffe non è sfuggita. Quella ritratta dietro il leader leghista è Mentone e non Sanremo. A rimettere le cose a posto è comparsa la foto del casino. Mentre, andando al sodo, c'è l'intervista che dicevamo sul Corriere della Sera a Edoardo Rixi, sottosegretario leghista alle infrastrutture, preoccupato per la tenuta della maggioranza. Rixi si appella ai 5 Stelle con il motto dell'Accademia Militare di Modena: per realizzare i provvedimenti di cui gli italiani hanno bisogno dobbiamo essere una ACS, una sola schiera. Governo lacerato? Diamo fastidio ai poteri forti, ma se siamo divisi avremo molte più difficoltà. Se loro pensano che si possa governare così, noi li abbiamo difesi anche su scelte molto delicate, mentre per loro ogni provvedimento che esce dalla Lega non va bene, dice Rixi. Il Paese ha bisogno di molti sì e pochi no. Dobbiamo portare a casa provvedimenti su cui ci siamo impegnati, dalla sicurezza allo sblocca cantieri. Il decreto sicurezza bis. Prendono così ogni cosa che facciamo, ma non è una provocazione, è uno strumento per dare più protezione a chi finisce sul mare. Disincentiva le ONG e tutti quelli che vogliono portare clandestini nel nostro paese. Non si vuole andare oltre le competenze dei ministri 5 Stelle, ma è giusto che il Ministero dell'Interno controlli il territorio nazionale che è terra e mare. Il conflitto di interessi è contro Berlusconi? Pensano sempre, risponde Rixi, che macchiniamo. Il problema degli italiani non è bloccare Berlusconi, che non è più un giovincello. Quando la gente ci ferma per strada ci chiede meno tasse e più sicurezza. Lo voterete o no il conflitto di interessi? Se è fatto in maniera seria non abbiamo problemi, ma è una follia pensare che se uno ha avuto successo nella vita e possiede 10 milioni è un criminale. È un meccanismo strano, incostituzionale. Quanto ai rapporti Salvini-Di Maio, noi subiamo questa aggressione, non la facciamo. Dobbiamo capire che se questo clima si respirerà fino al 26 maggio o anche dopo. Salvini punta alla poltrona di Giuseppe Conte, è un problema loro e non nostro, risponde Rixi. Non c'è giornata senza che ci arrivino attacchi. Da buoni cristiani porgiamo l'altra guancia, ma Cristo di guance ne aveva solo 2. Temete che Giancarlo Giorgetti sia coinvolto nell'inchiesta lombarda? No, perché abbiamo massima fiducia nel sottosegretario Giorgetti e in Attilio Fontana. Loro invece, scegliendo le persone su WhatsApp, diffidano di tutti e hanno paura di tutto. È triste vedere un partner di governo augurarsi che qualche ministro o sottosegretario alleato possa finire sotto inchiesta. Avete sbagliato a fare il governo col movimento? Chiede ancora Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Mesi fa, risponde Rixi, sembravano un po' diversi. I toni sono cambiati e mi dispiace. Fino alla finanziaria avevamo lavorato bene, dobbiamo farne presto un'altra, molto importante. Farla con Forza Italia, surreale, non sono elezioni politiche. Se dopo il 26 maggio serviranno aggiustamenti per la stabilità del governo si discuterà, ma senza attaccarsi in modo velenoso. Prevede un rimpasto? Se permane la fiducia, il tema sarà nominare almeno un ministro, un sottosegretario e anche un commissario europeo se si va a governare in Europa. Ma è folle arrivare a questo confronto con la vietnamizzazione del conflitto. Gli italiani si stanno stufando tutti, anch'io, dice Rixi. Lo sblocca cantieri è diventato un blocca cantieri. La cosa più importante è che nella prossima riunione di maggioranza si ritrovi la serenità per scriverlo meglio e ripartire. Così Edoardo Rixi in primo piano sul Corriere della Sera. E poi ancora dal Corriere della Sera, lezioni storiche da Torino su fascisti e democrazie, la questione del Salone del Libro affrontata da Ernesto Galli della Loggia nell'editoriale del Corriere della Sera di oggi. E in primo piano
La regola aurea liberale, ricorda Galli della Loggia, a proposito di fascismo, democrazia, Salone del Libro, l'editore vicino a Casa Pound, le parole e le idee sono sempre permesse, soltanto le azioni, se incarnano una fattispecie penale, vanno impedite e punite. Poi abbiamo a Milano gli alpini, sfilano in 100.000 per 12 ore, la sfilata per le strade di Milano che sono state pacificamente occupate dagli alpini, dalle penne nere, applausi e abbracci in ordine, uniti, emozioni antiche con gli alpini, dal Vecio di 106 anni alla medaglia d'oro. Per 12 ore l'orgoglio degli alpini invade le strade di Milano e la metropoli restituisce applausi e abbracci. Sfilano in verde, bianco, rosso, con la camicia scozzese o ancora in polo blu, maglie di tanti colori, ma in testa il tradizionale cappello con la penna nera, musica, cori di montagna, soldati in divisa, un serpente infinito col ministro Trenta che dice: sono il simbolo dell'Italia che si è riunita, che ha affrontato le guerre e che ne è uscita, dice il ministro della difesa Elisabetta Trenta. In primo piano anche Matteo Salvini col cappello degli alpini 2 giorni fa durante lo stesso evento. Si è conclusa la 92esima adunata nazionale degli alpini, coincisa col centenario dell'Associazione Nazionale Alpini fondata a Milano un secolo fa, l'ANA. 500.000 le persone arrivate da ogni parte d'Italia. Dopo i primi 2 giorni, ieri il giorno della sfilata ufficiale. Infine, da segnalare il pezzo di Alessandro D'Avegna, la sua rubrica del lunedì, Letti da rifare, sul bambino tiranno, che inizia con un racconto di Dino Buzzati del 1954, quando i genitori non hanno il coraggio di contrapporsi ai bambini, le tragiche conseguenze dell'incapacità di esercitare l'autorità da parte degli adulti che inseguono il consenso del loro bambino, finiscono per adorarlo e poi per rovinarlo. Era un racconto appunto di Dino Buzzati, dal quale Alessandro D'Avegna prende spunto per una riflessione sul rapporto tra adulti e bambini. Il bambino tiranno. Gli educatori non si sentono più titolati a porre limiti, divieti e doveri. L'autorità si giustifica dal fatto che io vengo prima di te. Il bambino non è un partner nell'educazione e non è un contratto alla pari. E questi sono i temi di prima pagina del Corriere della Sera. L'orgoglio alpino, l'ultimo atto, il saluto, imparata alla città, e in primo piano anche sulla cronaca lombarda e milanese del Corriere della Sera, la marcia dei volontari da Porta Venezia al Castello. Si chiude il raduno tra fanfare, militari e aggregati, emozione del ministro. Il sindaco Sala dice giornata da ricordare. Tra l'altro il ministro Trenta ha fatto salire sul palco i coniugi Garro, il cui figlio alpino appunto morì in circostanze ancora non chiarite 20 anni fa, saltando per aria poco distante dalla caserma di Venzone Udine, dove prestava servizio. Il ministro Trenta ha chiamato Anna e Angelo Garro e li ha fatti salire sul palco con lei, facendoli anche parlare in relazione al caso appunto di loro figlio che da 20 anni è morto senza che ci fosse una spiegazione. Le stime parlano di 100.000 persone in marcia, 500.000 di presenze totali. Applausi da stadio lungo il percorso, scrive il Corriere della Sera, ma pochi tricolori su finestre e balconi, la pagella delle penne nere. Delle penne nere parla anche il giornale, lo vediamo subito dopo la pausa. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Torniamo dunque alla cronaca milanese del giornale per la questione degli alpini. Viva gli alpini, scrive Antonio Ruzzo, meno fashion, più alla mano. Benvenuto agli alpini che sono ripartiti, benvenute le penne nere del dovere, dell'aiuto e del ricordo. Poche parole, tanti applausi. Poche parole perché per questo popolo che non si perde in chiacchiere, che ha invaso Milano, parlano i volti e parlano le mani. Facce semplici, sincere, mani grandi, abituate a fare senza paura di sporcarsi, mani con le fedi al dito che si stringono, salutano, mani che alzano i calici, grigliano, mani che non si tirano mai indietro. Tra l'altro avrete modo, non so esattamente se oggi stesso o domani, di sentire un bellissimo reportage che ha fatto Marco Pinti parlando con 5 di questi alpini che hanno scelto di fare la carriera, la ferma e quindi la carriera militare negli alpini appunto. Li abbiamo incontrati e voglio ringraziare anche il maggiore Saverio Cucinotta, responsabile addetto stampa dell'esercito in Lombardia, che abbiamo conosciuto sabato e che ci ha permesso di parlare con questi ragazzi, con questi giovani che hanno scelto di fare la carriera militare e sono alpini ed erano sabato a Milano all'interno di una manifestazione che a partire dalla cittadella degli alpini in piazza dietro al castello Sforzesco si è espansa per tutta la città in una maniera comunicativamente straordinaria, efficacissima e molto bella da vedere, molto, molto apprezzata anche dai cittadini milanesi, devo dire, in giro per la città. È stata una vera e propria invasione, se per una volta si può usare questa parola in senso assolutamente positivo. Un'invasione bellissima e devo dire anche una cosa didatticamente interessante, la cittadella degli alpini, nella quale già da sabato c'era un afflusso incredibile di persone, contingentati i flussi per entrare per forza perché sennò sarebbe stato un disastro. E in ogni caso c'erano punti didattici, le varie tende sistemate all'interno della cittadella nel castello Sforzesco al confine col Parco Sempione, nel quale si poteva apprendere quante cose fanno gli alpini e quante cose fa l'esercito in tema di utilizzo civile delle risorse e degli uomini dell'esercito, perché tantissime sono mansioni civili, dall'unità cinofile alle previsioni del tempo, al soccorso, allo spegnimento del fuoco, alla cartografia del territorio nazionale, tantissime attività civili, squisitamente civili appunto, fatte dagli alpini e dall'esercito. È stato anche didatticamente, ripeto, molto bello capire e conoscere. Avremo modo di capire e conoscere anche le storie individuali di questi giovani raccolte da Marco Pinti, che ha fatto un bellissimo reportage e che ve lo proporrà. Poi, tra l'altro, la giornata di oggi è molto ricca anche di altre questioni. Si tornerà a parlare di libertà di pensiero con Chiara Giannini, che ha intervistato Matteo Salvini per il famoso libro di Altaforte, la casa editrice sloggiata da Regione e Comune, in primis di Regione Piemonte, Comune di Torino, dal Salone del Libro. In ogni caso, torniamo agli alpini con le facce semplici e sincere, scrive Antonio Ruzzo sul giornale, mani grandi abituate a fare senza paura di sporcarsi, con le fedi al dito che si stringono, salutano e non si tirano indietro. Così Milano si innamora e mette il cappello su una dunata che la fa diventare per un weekend meno metropoli, più provincia, meno fashion, meno fusion, meno trend, più alla mano. Non la fa parlare in inglese ma in dialetto veneto, molisano, sardo, siciliano. Forse un po' ci voleva in una città che nelle vie del centro spesso non cammina ma sfila e se la tira. Benvenuti alpini. Le loro tende per un paio di notti fanno sparire balordi e spacciatori. Benvenuto vino, grappa, salamelle che fanno festa popolare, fanno inorridire sciure e millennial che al calar della sera santificano l'aperitivo tra sushi e tartine. Benvenuti tutti i 500.000 con quelle facce lì, con quelle barbe lì, lasciate così come sono, mica taglio, crema a olio. Benvenuti con le camicie a scacchi, gilet da pescatori. E le loro tende allontanano gli spacciatori, tende e camper del raduno allontanano pusher e balordi. Forza Italia chiede che il Comune usi le associazioni d'arma e sicurezza di vicinato per presidiare piazze e parchi. Il degrado sfrattato da tende e rinfreschi in dateo e tricolore, scrive il giornale, che poi si occupa di un caso di cronaca
Violenza a 62enne, un nigeriano finisce in manette, un bacio in bocca, le mani addosso, così un nigeriano 23enne ha assalito una 62enne e ora è nei guai. Una brutta vicenda capitata a una donna sabato nel centro di Gropello Cairoli, Pavia. I carabinieri hanno fermato un richiedente asilo, 23enne, nigeriano, ospite presso una struttura di accoglienza cittadina, aveva assalito e tentato di abusare di una italiana di 62 anni, improvvisamente avvicinata dal ragazzo che dopo un approccio amichevole, nonostante rimostranze, è passato prima a pesanti battute a sfondo sessuale, poi l'ha baciata violentemente sulla bocca e ha iniziato a palpeggiarla strappandole una parte della felpa e l'elastico dei pantaloni che la donna indossava. La 62enne con non poca difficoltà è riuscita a fuggire trovando rifugio a casa di una conoscente. I carabinieri sono stati in grado di riportarla alla calma e la donna è riuscita a far mente locale fornendo dettagli per ritrovare il suo assalitore. Il 23enne è stato rintracciato dai militari dell'Arma dei Carabinieri. E lasciamo con ciò il giornale, andiamo a vedere la prima pagina della Verità. Le elemosiniere del Papa che santifica gli abusivi nella capitale. Il cardinale Krajewski toglie i sigilli ai contatori dell'elettricità di un palazzo e erano lì perché nessuno pagava 300.000 euro di luce. Il Che Guevara della bolletta è libero di aiutare i bisognosi, ma non a spese dei romani, cioè di tutti, scrive Maurizio Belpietro. Incredibile benedizione dell'illegalità. Una volta erano gli esponenti dei centri sociali a violare la legge, ad allacciare gli alloggi abusivamente alla rete elettrica senza pagare. Adesso ci pensa l'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewski, che, incurante delle regole, ha deciso di ridare la luce a un edificio a cui la ACEA, azienda elettrica di Roma, l'aveva staccata per morosità accumulata negli anni. L'incredibile vicenda è avvenuta al numero 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, palazzo di proprietà di una banca occupato dal 2013, da quando gli attivisti di Action, movimento di estrema sinistra che promuove il diritto a espropriare le case per destinarle a compagni e immigrati, ne presero possesso violando la proprietà privata. È diventata una terra di nessuno. Chiunque ne abbia avuto voglia si è ritagliato lì uno spazio, un'abitazione, un luogo per farsi gli affari propri a spese degli altri, in particolare a spese della banca, scrive Maurizio Belpietro nell'editoriale del quotidiano La Verità. La banca si è ritrovata a non poter disporre di un edificio, costretta a pagare le tasse sull'immobile e le assicurazioni relative. Anche i romani però ogni anno versano un obolo agli abusivi, perché non avendo responsabilità nell'occupazione dello stabile e addirittura ignorando l'esistenza di quella specie di centro sociale aperto nel cuore di Roma, ogni mese si trovano in bolletta i costi di chi non paga. Come qualsiasi azienda di servizio, la ACEA ricarica gli insoluti sui clienti in regola, facendo saldare a chi rispetta la legge i debiti di chi non paga. In 6 anni hanno accumulato in via Santa Croce un buco di 300.000 euro e alla fine l'azienda ha deciso di tagliare i fili. Per giorni quelli di Action si sono lamentati, quasi che anche la bolletta gratis debba essere un diritto a carico dello Stato. A spalleggiarli vari compagni e ogni genere di sinistra. Nessuno però poteva immaginare che i sostenitori dell'esproprio proletario della proprietà privata si sarebbero trovati di fianco le elemosiniere del Papa. Con la scusa che nell'edificio occupato abitano numerosi bambini, il cardinale ha espresso la propria solidarietà agli abusivi e poi ha personalmente riattivato la fornitura di energia. Monsignor Krajewski è libero di aiutare chi gli pare, anche chi non è in regola con la legge e non paga un servizio pubblico, ma lo deve fare di tasca propria. Invece il porporato si è trasformato in benefattore a spese degli altri, dei romani, perché poi i debiti di Roma li paghiamo tutti, anche gli italiani. Il cardinale non ha fatto nulla di ciò che si fa quando si vuole aiutare qualcuno in difficoltà, cioè metter mano al portafogli, ripagandone i debiti. L'illustre prelato ha fatto ciò che fanno di solito gli attivisti dei centri sociali, ha violato i sigilli, riattivando la corrente in barba alla decisione della ACEA. Al di là del costo e della beffa all'azienda elettrica, il gesto ha valenza politico-dimostrativa. Pur non essendo il Papa, l'elemosiniere risponde al pontefice. È come se sull'occupazione dello stabile fosse scesa la benedizione papale. Se per i cattolici la parola del Santo Padre traccia la via, il gesto del porporato vicino a Francesco la traduce in pratica. Se un cardinale sta dalla parte di chi viola la legge, occupare uno stabile, allacciarsi abusivamente alla rete elettrica, far pagare ad altri il proprio abuso diventa peccato lieve. Naturalmente noi non contestiamo il diritto di Krajewski di stare dalla parte delle persone che ritiene deboli, ma come abbiamo avuto modo di spiegare a seguito dell'udienza che il Papa ha concesso a comunità rom, deve farlo a spese sue e non nostre. Vuoi aiutare chi ha preso possesso illegalmente di una casa? Libero di farlo, ma a patto che tu ti faccia carico
dell'affitto pagando il conto ai legittimi proprietari. Mentre da segnalare in prima pagina su Libero c'è anche l'intervista di Luca Telesi a Francesco Polacchi. Sono di destra per colpa di mio padre comunista. Lo scandalo di Torino. Il libro di Salvini pubblicato da un editore di Casa Pound, ma io non avevo previsto nulla di tutto questo, dice Polacchi. Neanche se mi avessero chiesto di scrivere un copione avrei potuto immaginare quel che sarebbe successo. Non avevo previsto che ci negassero uno spazio dopo aver firmato un regolare contratto. Farò causa, questo è sicuro. Pierluigi Battista è andato a comprare i libri della casa editrice Altaforte. Meno male che esistono uomini liberi, ma vi preoccupa l'odio che si è abbattuto su di noi. Sono diventato di destra perché papà ero comunista, ero di sinistra, maglia del CE, cortei pro Spinelli, cambiai idea in reazione a mio padre. Per dichiararmi fascista alla Zanzara ho scelto il momento sbagliato. La censura che ho subito diverrà una medaglia. A Salvini regalai la giacca Pivert nel 2015, l'ha messa nel 2018. Se era per sedurre i nostri elettori, è un genio. Intanto c'è stata un recupero dei libri nel magazzino della polizia, 600 copie, non ne abbiamo potuta vendere nemmeno una, dice Polacchi, però abbiamo ristampato 5.000 copie, stiamo andando in tipografia nuovamente. Spero che questo sabotaggio non diventi un pretesto per togliere libertà a qualcuno. Il libro Io sono Matteo Salvini sta già vendendo su Amazon, è in classifica tra i primi, ma non avrei mai voluto che un libro intervista potesse diventare uno scandalo perché ha un editore vicino a Casa Pound. Francesco Polacchi è tornato al Salone di Torino anche dopo la rescissione del contratto per il suo stand. La sua autrice Chiara Giannini sarà oggi qui alla radio con Marco Pinti nel pomeriggio. Si è avvicinata allo stand della Feltrinelli e lì è partito il coro Bella Ciao in polemica. Polacchi, militante Casa Pound, imprenditore e editore, fa discutere per la sua storia i precedenti penali che ha raccontato oggi alla Verità per la prima volta. Non ho nulla di cui vergognarmi. E sempre dalla prima pagina della Verità, a proposito di interviste, Carlo Nordio, l'ex pubblico ministero a Venezia, sui porti chiusi la Lega si muove come Napolitano e le dimissioni di Siri una mostruosità. Sento il vento del giustizialismo, indagini strumentalizzate più che nel 92. Il premier Conte ha sbagliato, le sue motivazioni, giochi di parole, le intercettazioni, da quel che se ne sa, indizio debole. Il fascismo alle porte, una balla colossale. I porti chiusi, un merito che non è di Salvini, sta seguendo la linea di Napolitano nel 1998, dice Carlo Nordio. E poi ancora in primo piano un'altra intervista al generale Antonio Ligobbi, generale di Corpo d'Armata con un impressionante record di missioni ONU e NATO. Caporeparto operazioni del Comando Operativo di Vertice Interforze, direttore operazioni presso lo Stato Maggiore della NATO a Bruxelles. Io generale vi dico, non trasformate l'esercito in un'organizzazione non governativa. Si tende a far passare i militari per boy scout, ma è un errore ed è sbagliato anche usarci sistematicamente come poliziotti. Il caso di Viterbo, l'ANPI ha attaccato i militari, il generale Riccò ha fatto bene ad andarsene e il ministro non doveva mostrarsi equidistante. L'intervista di Daniele Capezzone. C'è poi anche l'intervista a Massimiliano Romeo, il presidente dei senatori leghisti. Il governo va se fa la flat tax e quota 41. No a un governo ostaggio delle toghe, dice il capogruppo della Lega in Senato. C'è un clima da paura, così rischiamo la paralisi. Dopo le europee allentiamo i vincoli di bilancio per fare flat tax e quota 41. Salvini combatte la mafia imitando Rudolf Giuliani. I 5 Stelle comincino a dire almeno qualche sì. Sui rimpatri lavoriamo ad accordi bilaterali, ma ci diano una mano pure dalla Farnesina. Sempre poi dalla prima pagina della Verità, così il più Europa sta rovinando l'Italia, scrivono Daniele Capezzone e Antonio Grizzuti, immigrazione, fondi, geopolitica, le regole europee fatte male, applicate peggio, sono una sciagura. Ormai anche gli europeisti ammettono che questa unione, che poi è l'unica, è fatta di regole sbagliate, applicate peggio e l'Italia esce penalizzata in economia, geopolitica, gestione fenomeni migratori e norme per intervenire sulle banche. Eppure il famoso quantitative easing della BCE diventa un paradossale affare per Francoforte. Sono 2 pagine che la Verità dedica a questa analisi dell'Europa, partendo dalla Banca Centrale Europea che guadagna 72,6 miliardi di euro dai paesi in crisi, l'assurda fine dell'antenato del quantitative easing. Francoforte aiutò Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo e Spagna acquistando i loro bond ad alto rendimento, ma l'aiuto è diventato un maxi affare con poca trasparenza. Con il Securities Market Program
acquisto titoli dell'Eurozona, la BCE incasserà 72,6 miliardi di euro dal 2010 a fine programma. I proventi sono stati redistribuiti in proporzione alla quota di capitale dei singoli paesi nella BCE. A guadagnare dunque dalla crisi di Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Irlanda sono stati soprattutto Germania, Francia e Paesi Bassi. A ogni scadenza delle cedole i governi hanno pagato gli interessi al nuovo debitore. In totale l'ammontare del profitto sull'Italia è di 30 miliardi. Grazie a questo programma, Securities Market Program, cioè acquisto titoli dell'Eurozona, i Paesi Bassi hanno incassato 2,7 miliardi di euro tra 2012 e 2017, mentre Berlino si è messa in tasca 14,6 miliardi tra 2010 e 2018. Mentre l'Europa ci ha fregati, ora lo dicono pure gli europeisti, scrive Daniele Capezzone. E ancora segnaliamo dalla prima pagina della Verità: Salvini pronto a forzare il 26 maggio referendum sulla Lega, giallo-blu in bilico, il punto politico sempre di Daniele Capezzone. Salvini gioca scoperto sulle elezioni, saranno un referendum su di noi. E Di Maio replica: lo disse Renzi, non andò bene. Si inizia a scorgere un'ipotesi di intesa, il sì del Carroccio al conflitto di interessi, a salario minimo in cambio di flat tax e autonomie, ma la tensione resta alta. E per concludere, coerenza al Salone del Libro, quelli che esultano per la censura e piangono su Radio Radicale. A Torino si può scherzare sui negri, ma non ospitare libri di un editore con idee politiche sgradite. Si può mettere in scena una maratona oratoria per Radio Radicale e applaudire se viene tolta la voce ai libri di Altaforte, scrive Francesco Borgonovo. Al Lingotto gli stand sono pieni di opere come le barzellette su froci ed ebrei di Ascanio Celestini che, scritte da autori di destra, darebbero scandalo. E mentre i partecipanti difendono la censura vera di Altaforte, piangono per quella finta di Radio Radicale. A rinnegare la democrazia sono proprio i libri dei buoni. Nei loro testi, leciti, gli intellettuali teorizzano la fine del sistema politico dell'Occidente. Lasciamo con questo anche La Verità, una occhiata alla prima pagina del Quotidiano Nazionale. Oggi poi sarà con noi alle 9:15 il direttore del Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, Michele Brambilla. Sulle elezioni, l'apertura, Facebook oscura le fake news, bloccate pagine italiane con 2,5 milioni di followers, la metà vicine a Lega e 5 Stelle. I 5 Stelle è l'ultima crociata, è il titolo invece di un'altra questione: guai ai ricchi, troppi soldi, elezione vietata. Domani 3 proposte di legge, ma serve l'ok di Lega e PD. 3 proposte di legge, tutte 5 Stelle, sul conflitto di interessi, mentre 23 fabbriche di fake news oscurate da Facebook diffondevano falsi su migranti e vaccini. Molte erano pagine a sostegno di Lega e 5 Stelle, chissà poi fatte da chi. C'è un'immagine fake che Il Giorno prende ad esempio, diffusa per avvalorare la bufala che il naufragio di migranti sulle coste libiche a giugno sarebbe finto, girato in uno studio cinematografico, una balla. Mentre sempre dalla prima pagina del Quotidiano Nazionale c'è naturalmente il cardinale Krajewski, elemosiniere del Papa, che riattacca l'energia elettrica in un palazzo occupato, ira di Salvini, saldi il conto. E poi la paralisi Italia, chiude il traforo del Gran Sasso dopo un'inchiesta, mette il Quotidiano Nazionale in prima pagina. L'Italia delle follie, chiude il Gran Sasso, inchiesta sull'inquinamento delle falde dal 19 maggio, Abruzzo spaccato in 2. Per evitare l'accusa di reiterare il potenziale reato di inquinamento della falda acquifera, la concessionaria dell'Autostrada dei Parchi ha annunciato che il prossimo 19 maggio chiuderà il traforo del Gran Sasso, spaccando letteralmente Abruzzo e Italia in 2. Tra il 2016 e il 2017 nelle acque potabili era stata rilevata presenza di toluene, inchiesta della Procura di Teramo, rinvio a giudizio di 10 dirigenti del concessionario autostradale e dell'acquedotto Ruzzo-Reti. A settembre è partito il processo e l'Autostrada dei Parchi non vuol correre il rischio di nuove accuse. Così chiude il tunnel che collega la costa abruzzese con l'Aquila e il Lazio. Pazienza per gli effetti che questo avrà. Sindaco dell'Aquila, regione, categorie economiche abruzzesi si stracciano giustamente le vesti. Dal Ministero delle Infrastrutture, Toninelli, fanno sapere che ci sarà un vertice con la società per trovare una soluzione che scongiuri
il blocco. Secondo quanto ribadiscono dal Ministero, la chiusura rappresenterebbe interruzione di pubblico servizio, inadempimento grave, che potrebbe portare alla revoca della concessione alla società. Mentre l'impressione, scrive Il Giorno, è che stiano valutando al Ministero il tanto peggio tanto meglio, una chiusura di poche ore per poi far scattare la revoca della concessione. E sempre dalla prima pagina del Quotidiano Nazionale, armi, la Svizzera divisa al voto sulle restrizioni. La Svizzera al voto, il referendum sulle restrizioni per le armi divide il paese. L'obiettivo è contrastare mafie e terrorismo. 2 milioni le armi legalmente detenute in Svizzera, 8 milioni di cittadini contando anche i bambini. Alla fine del servizio militare i soldati comprano la loro pistola e il fucile. I sostenitori del no alla legge europea pensano che la norma sia anti-svizzera e illiberale, si battono per mantenere lo status quo. L'obiettivo è limitare la vendita di fucili e pistole automatiche. Su questo nella Confederazione la voce dei contrari è molto alta. Contro le imposizioni dell'Europa si sono mossi anche i produttori e i cacciatori. In poco tempo raccolte le firme per promuovere la consultazione popolare. Domenica si andrà alle urne per decidere cosa fare, a 2 passi dall'Italia. L'inviolabilità del mitico segreto bancario hanno dovuto rinunciare alcuni anni fa per non finire in lista nera degli Stati Uniti. Adesso che ci si è messa l'Unione Europea a chiedere di rinunciare al diritto di essere armati in casa propria, gli svizzeri hanno perso la pazienza, hanno raccolto le firme e vanno velocemente al referendum. La questione è semplice: gli svizzeri sono il popolo più pacifico del mondo, anche perché uno dei più armati. 2 milioni di fucili, pistole, armi da guerra su una popolazione di 8 milioni. E sempre dalla prima pagina del Quotidiano Nazionale, un maggio invernale, gravi i danni per le colture e per il turismo. A pagina 13 c'è il servizio, inverno a maggio, SOS agricoltura e turismo, grandine, trombe d'aria sulle coltivazioni, gli albergatori temono per l'avvio della stagione. Mentre è malato e lo fermano con il taser. In psichiatria è successo il fatto raccontato dal Giorno: un paziente psichiatrico all'ospedale di Santa Maria Annunziata è stato fermato col taser. I carabinieri lo fermano in un ospedale a Firenze. Salvini dice lo strumento funziona. Infine a Milano, addio, col gioco vi ho rovinato, ma la polizia lo trova e lo salva. Un ludopatico stava per farsi fuori, il gioco mi fa schiavo, addio. Il dramma di un muratore: ho rovinato anche la mia famiglia, ma la polizia lo ha intercettato e lo ha salvato. Gli agenti hanno agganciato la cella telefonica e hanno scoperto dove si trovava quest'uomo 56enne di professione muratore che stava per farsi fuori. Dall'interno dell'auto in cui cercava di avvelenarsi, dopo aver collegato l'abitacolo al tubo di scarico, ha contattato al telefono la compagna per dirle che la amava. Quando gli agenti hanno aperto la portiera dell'auto, l'uomo era in stato di semi-incoscienza, trasportato all'ospedale di Rho, riuscirà a cavarsela. Il commento del direttore Michele Brambilla, che avremo appunto con noi alle 9.15, dopo Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, per il cui Parlamento alle 9. L'elemosina in bolletta, carità cristiana, è il punto di domanda che mette il direttore del Quotidiano Nazionale. Un cardinale di Santa Romana Chiesa si cala in una centralina elettrica per riattivare l'energia in uno stabile occupato abusivamente dal 2013. Pare che il conto non saldato fosse intorno ai 300.000 euro. Il cardinale è anche l'elemosiniere di Papa Francesco, la cui Chiesa ci ha abituato a gesti di rottura. Dio sa quanto ne avessimo tutti bisogno di gesti di rottura. La Chiesa in pompa magna avrà avuto forse senso una volta, ma non può averlo oggi. La Chiesa cortigiana del potere non ha mai dato bella testimonianza di sé, scrive Brambilla, mentre quella perseguitata dal potere ha prodotto santi e conversioni. Pensate a quanti ne ha avuti di santi la Chiesa pre-rivoluzione francese, quanti dopo. Bergoglio un suo stile ce l'ha, è piaciuto, è provvidenziale. Quando nel 2013 seguì come giornalista il conclave, lo vidi entrare in Vaticano a piedi, con una borsa del supermercato in mano, mentre tanti suoi colleghi entravano in limousine con corredo di autista ori e argenti. Ben venga una Chiesa meno attenta allo sfarzo e più attenta ai poveri. Detto questo, non vorremmo però che per imitare Francesco si passasse a volte dalla testimonianza sincera alla demagogia. Il cardinale che ha riattaccato il contatore sigillato pare abbia detto di avere disobbedito alla legge degli uomini, ma obbedito a quella di Dio. Ora, non risulta che l'Onnipotente abbia mai autorizzato l'occupazione abusiva
di una casa, né di far pagare 300.000 euro di energia alla collettività. Se c'erano bambini al freddo e al buio, la responsabilità non è di chi ha staccato il contatore, ma di chi non ha mai pensato di pagare in nome di chissà quale diritto. Gesù non ha chiesto ai poveri di fare la rivoluzione, ma ai ricchi di cambiare il cuore. È molto diverso, ecco perché ci permettiamo sommessamente di osservare a Sua Eminenza che forse l'elemosina è meglio farla col proprio portafoglio e non con quello degli altri, segnalando il rischio di confondere la meravigliosa testimonianza di Papa Francesco con la ricerca del pericolosissimo, lo dice il Vangelo, applauso del mondo. Così. Michele Brambilla sul Quotidiano Nazionale, mentre dal Giorno, velocemente, in cronaca milanese lombarda, l'indagine su Forza Italia, Pietro Tattarella, la Ecol Service, Daniele D'Alfonso, eccetera, Bisceglie, Città Studi e Forze Armate, il lavoro è tuo. Da Cachi Taeggia ai progetti dei supermercati, così Tattarella procacciava cantieri per l'imprenditore amico. Sotto la lente di ingrandimento anche via Botticelli, Bezzi e City Life. Così scrive. Oltre a 10.000 euro a Fratelli d'Italia il contributo al partito di Andrea Grossi nel 2018. False fatturazioni e bonifici. D'Alfonso ha fatto versare i soldi per conto di Andrea Grossi, il figlio dell'ex re delle bonifiche. Mentre lasciamo il Giorno in cronaca milanese e andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina del Giornale, che ci porta su un altro tema, perché Renzi in un'intervista l'altro giorno ha detto che ci saranno novità per i 49 milioni della Lega. L'accusa è precisa. Ha detto Renzi: affermo pubblicamente che Salvini ha usato parte dei 49 milioni di euro, finanziamento pubblico 2008-2010 della Lega, per creare la bestia, lo strumento di disinformazione della Lega, la macchina comunicativa e social di Matteo Salvini. Matteo Renzi torna in pista con un'intervista su Repubblica e sembra annusare nell'area di Roma guai grossi in vista per il capo del Carroccio, un po' come nel 2009 Massimo D'Alema fiutò l'aria delle procure attorno al governo Berlusconi e avvertì che sarebbero arrivate delle scosse. Intanto Facebook fa sapere di aver chiuso 23 pagine vicine ai gialloverdi che facevano propaganda con false notizie. Ingannati sul social 2,5 milioni di italiani, scrive il Giornale in prima pagina. Ma insomma, Renzi ha mandato un pizzino, il pizzino del pubblico ministero Renzi sui 49 milioni del Carroccio, soldi usati per diffondere bufale. E ora mi quereli, dice Renzi a Salvini, ma Salvini glissa: non lo denuncio. E sempre dalla prima pagina del Giornale, Milano abbraccia gli alpini, sono i tecnici che servono al paese, scrive Gabriele Barberi. Su un governo tecnico di penne nere non sarebbe mica male, al posto di questi qua dei giallo-verdi che non combinano un granché. E sempre dalla prima pagina del Giornale, la follia contro Berlusconi, i ricchi fuori dal Parlamento, il denaro come reato, la proposta dei 5 Stelle di togliere la possibilità di accedere al Parlamento e ad altri incarichi a quanti hanno patrimoni sopra i 10 milioni di euro appartiene al novero delle sciocchezze preelettorali, scrive Carlo Lottieri. Poi andiamo avanti sul Giornale con Camillo Langone che si occupa del Vaticano, che fa l'elemosina agli occupanti abusivi. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana. dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, Dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani. e di alcuni vini. Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Torniamo al giornale con un servizio di Lodovica Bullian sulle organizzazioni non governative che si occupano di migranti SPA, perché le multe sono in arrivo, ma i fatturati sono alle stelle. I dati sono dell'anno 2017 rispetto al 2016, per la verità. Le ONG rischiano multe, scrive il giornale, ma i loro affari volano. I bilanci delle 10 organizzazioni italiane più grandi sono cresciuti del 12%, un business da 560 milioni di euro, il totale dei dati di bilancio delle prime 10 organizzazioni italiane nel 2017, 559 milioni di euro, in aumento rispetto al 2016, quando erano 497 milioni di euro, mentre c'è il caso Fazio, il caso delle puntate tagliate, le lamentele del conduttore dopo lo scontro con Salvini, e poi due commenti ancora, quello di Camillo Langone sul Vaticano che fa l'elemosina agli occupanti abusivi. Purtroppo non aveva bevuto il cardinale Krajewski, scrive Langone. Non l'ho fatto perché sono ubriaco. Ha garantito le elemosiniere del Papa, dopo avere personalmente tolto i sigilli ai contatori della luce del palazzo occupato nel centro di Roma. Dunque non aveva l'attenuante alcolica, era sobrio quando ha commesso un reato in nome della Chiesa e dunque in nome di tutti i cattolici, me compreso. C'erano una volta gli espropri proletari, adesso gli espropri vaticani. Dico esproprio per non dire furto. Devoto come sono, faccio fatica a definire ladro un cardinale, anche se sembra meritare la definizione. I 400 inquilini abusivi dello stabile non pagavano la bolletta da 6 anni, 300.000 euro di debito pagati da qualcun altro, dovranno esserlo pagati, temo, dai cittadini comuni, a cui nessun cardinale elettricista toglierebbe i sigilli in caso di morosità prolungata. La cifrona finirà spalmata sulle bollette dei cittadini, perché non pagherà il Comune di Roma, che non ha gli occhi per piangere, difficilmente pagherà il cardinale, silenzioso sul non secondario dettaglio. Comunque lo dovrebbe fare coi soldi dell'obolo di San Pietro, versati da noi praticanti. Sarebbe un utilizzo divisivo, perché Spin Time Labs, così si chiama, in odio alla lingua italiana, il palazzo occupato, è una realtà, una sorta di centro sociale politicamente connotatissimo. Basti dire che hanno subito solidarizzato Sabina Guzzanti e Wu Ming uno degli scrittori che più si è battuto affinché al Salone del Libro non venisse presentato il libro di Salvini. Insomma, Spin Time Labs non è un faro di libertà, neanche una mensa dei poveri. Al suo interno ospita un'osteria. Si servono tagliolini alla cernia. Il tonno in scatola se lo mangi chi deve rinunciare ai lussi per pagare le bollette. Nemmeno un oratorio, siccome al suo interno c'è uno spazio discoteca in cui vengono organizzate serate queer e LGBTQ. Se non avete capito bene di cosa si tratta, vi segnalo che Dio mandò su Sodoma una pioggia di zolfo e fuoco per attività abbastanza simili. Può darsi che il purtroppo sobrio cardinal Krajewski ignorasse questi particolari e dunque non sia complice delle impietà, ma è senz'altro complice dell'illegalità e della crescente confusione che agita la Chiesa e lascia i fedeli sempre più perplessi. Per chiudere, c'è anche la questione del Salone del Libro che accetta chi odia i diritti umani, un paradosso sottolineato da Luigi Mascheroni in prima pagina sul giornale e poi appunto a pagina 22 del suo commento. Perché il Lingotto accetta chi odia i diritti umani? Le polemiche sono come i libri, si generano a vicenda. L'ultima l'ha lanciata Vittorio Sgarbi, parlando al Lingotto ha fatto notare l'ambiguità, la stupidità di un Salone del Libro che censura l'editore Altaforte vicino a Casa Pound e poi chiama come ospite d'onore la città di Sharjah, nominata dall'UNESCO capitale mondiale del libro. Sharjah è uno dei 7 emirati degli Emirati Arabi Uniti in cui vige la pena di morte e avvengono gravi violazioni dei diritti umani, come dimostra il rapporto annuale di Amnesty International
2018. Le autorità hanno continuato a imporre restrizioni della libertà di espressione e di associazione, applicando leggi penali su diffamazione e antiterrorismo per detenere, perseguire, condannare, carcerare persone critiche verso il governo. Le autorità hanno trattenuto i detenuti in condizioni di tortura e non hanno provveduto a indagare le accuse di tortura, recita Amnesty International. Il vero scandalo, ha attaccato Sgarbi, non è il libro intervista di Chiara Giannini a Salvini, ma lo stand della città di Sharjah, generosamente collocato all'ingresso dagli organizzatori, scelta che genera anche un paradosso, un salone del libro che allontana un editore fascista per poter accogliere Halina Birenbaum, sopravvissuta ad Auschwitz, ma poi concede la vetrina all'emirato di un paese che storicamente osteggia lo Stato di Israele dove Halina Birenbaum vive. Un'altra contraddizione degli antifascisti della domenica, scrive il giornale. Luigi Mascheroni in prima pagina. Lasciamo il giornale e andiamo al Fatto Quotidiano. Qui c'è il cardinale elemosiniere del Papa che riattacca la luce agli occupanti del palazzo. Salvini lo fulmina, paghi le bollette, ma gli conviene a Salvini fare guerra pure al Vaticano? Domanda il Fatto Quotidiano nella striscia sopra la testata. Poi il titolo d'apertura è sul Movimento 5 Stelle contro i conflitti di interessi. Forza Italia spara, fuggi di Lega e PD. Martedì la legge alla Camera, dice Di Maio, ma per Salvini non è una priorità. Da domani il Movimento 5 Stelle vuole calendarizzare alla Camera la proposta di legge sul conflitto di interessi. È nel contratto, dice Di Maio. Salvini dice sono prioritarie altre riforme. Forza Italia alza le barricate, conta sulla Lega e sul PD che manda avanti le seconde linee a parlare di Casaleggio. In primo piano però ci sono anche i racconti dei greci prima e dopo la cura della Troika. Atene oggi, l'inchiesta di Mediapart dopo 4 anni di Tsipras, alle pagine 14 e 15. La parola ai greci, prima e dopo la cura della Troika. L'incontro con lavoratori e cittadini è avvenuto quando Syriza, il partito di Tsipras, stava per salire al potere nel gennaio 2015. 4 anni dopo, qual è la loro situazione? L'economia va meglio, ma resta la delusione. Le loro condizioni economiche però sono migliorate, scrive anche Mediapart, il sito francese. Prima era meglio, solo ora si rivede un po' di luce, ma per la sinistra lo spazio è ridotto. E poi ancora in primo piano Lega e Affari, stasera a Report la puntata numero 2, Siri, il mutuo a San Marino e l'amico socio di Giorgetti. Nella banca di San Marino che ha erogato un mutuo senza garanzie all'ormai ex sottosegretario leghista Siri, c'è un vicepresidente amico dell'ex senatore leghista Pini, e Pini è il socio del numero 2 del partito Giorgetti in un'impresa che potrebbe occuparsi anche di cyber sicurezza. Stasera al Report Siri, il mutuo a San Marino e la società di Pini e Giorgetti. Nella banca che finanziò sulla fiducia l'ormai ex sottosegretario Siri c'è un amico dell'ex senatore Pini in affari con il numero 2 della Lega Giorgetti. Per l'Armando, oltre alla bancarotta patteggiata, altre 2 imprese in dissesto, scrive il Fatto su spunto di Report su Rai 3 stasera. Mentre in primo piano sul Fatto c'è anche l'erba delle polemiche, storia di copertina, la marijuana, la pianta che divide, il piano segreto di Unipol, il ministro Salvini schiera i prefetti contro i negozi di Canapa Light. Ecco come funziona il mercato. Intanto Unipol e altri privati ha un piano per produrre la marijuana medica. Scontro tra Movimento 5 Stelle e Carroccio. Sulla canapa ti sbagli, dicono i clienti dei cannabis shop, soprattutto adulti che possono spendere soldi. Nessun pericolo per i giovani, anche il PD contro il ministro dell'Interno. La cannabis medica, il piano di Unipol, i privati che vogliono entrare nel mercato, il bando per aprire alle aziende. Il Movimento 5 Stelle lo vuole, la Lega no. Così il Fatto in prima pagina. Per concludere, dalla prima pagina del Fatto ancora un paio di segnalazioni. Cibo e clima, ancora 11 anni e poi sarà la fine, dice Enrico Giovannini, ex ministro del lavoro e numero 1 dell'Istat, già presidente dell'Istat, che parla del futuro che ci attende. Bassa crescita, troppe guerre, cibo, clima, migrazioni. 11 anni per l'Armageddon, per la fine del mondo, in poche parole, per il disastro. Negli ultimi 40 anni le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il mondo, adesso dobbiamo rispondere agli effetti dell'innovazione. Miopia al governo, i politici si fermano a problemi di piccola taglia, dice Giovannini. Non amano parlare di cose per le quali non possono fingere di avere soluzioni facili. Il futuro è nero, per l'Ocse il PIL 2060 aumenterà dell'1,75% all'anno, non basterà a fronteggiare la povertà nel mondo. Tra 10 anni saremo 8 miliardi,
il cibo non basterà, i poveri migreranno con esodi biblici, l'acqua sarà come l'oro. Che bel futuro che vede l'ex presidente dell'Istat. Infine, fantasia umbra, il vice sindaco va all'opposizione di se stesso, a Fratta Todina, dal centro-sinistra alla destra, racconta Luca Cardinalini in questa storia di Voltagabbana per Ripicca, vice sindaco rosso che va con la destra in un paese umbro di 2000 anime. La qualcosa non è che possa poi interessare più di tanto, ma comunque lasciamo il Fatto Quotidiano e andiamo alla Stampa di Torino. La Stampa apre con la sfida del Papa, del Pontefice, non del suo elemosiniere, perché è chiaro che dietro l'elemosiniere c'è il Papa, la luce al palazzo occupato da migranti e diseredati. E poi in primo piano, da Ventimiglia, nel bar di Delia, diventato rifugio per gli immigrati, il racconto di Niccolò Zancan, Mama Africa è il bar dei migranti a Ventimiglia, a 7 km dal confine con la Francia. Dal 2015 è riferimento per gli immigrati. Li ho accolti, addio clienti italiani, dice Delia Buonuomo, 56enne figlia di emigranti calabresi, soprannominata Mama Africa dai migranti in transito. E sempre dalla Stampa in prima pagina, l'inchiesta sul grande affare dei concorsi per magistrato, il grande affare delle toghe, business da 5 milioni per i magistrati professori. Per i concorsi in magistratura gran parte dei laureati in legge si affida a scuole private. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha vietato ai giudici ordinari di tenere i corsi, che sono tutti in mano ai giudici amministrativi. Ogni anno il Ministero bandisce un concorso da 300-350 posti, migliaia sono i concorrenti. I costi dei corsi vanno da 500 euro a bimestre fino a 2.500 euro per molestie, e dopo lo scandalo il giudice Bellomo si è comprato la sua scuola con il maxi sconto. Il 31 luglio dello scorso anno Bellomo compra l'85% della Diritto e Scienza SRL, 400.000 euro. È attribuito quindi alla società un valore inferiore a $500.000. Bellomo è un ex magistrato destituito dopo lo scandalo per il trattamento delle allieve ai corsi di preparazione all'esame da magistrato. A vendere è un avvocato anche lui barese, Consalvo. La Diritto e Scienza è la società che organizza i corsi per l'esame da magistrato, che ha procurato guai allo stesso Bellomo. Con quei 400.000 euro Bellomo si è preso una società che pure nell'anno dello scandalo fa registrare numeri molto buoni, fatturato di quasi €1 milione, perdita di 65.000, ma dopo averne accantonati 600.000 per i contenziosi scaturiti dallo scandalo. In primo piano però sulla Stampa c'è anche un'intervista al presidente dell'INPS, Tridico, calabrese, classe 75, professore di politica economica a Roma. Pasquale Tridico lo ha chiamato Di Maio a presiedere l'INPS. In questi giorni ha lanciato una campagna sul reddito di cittadinanza con l'uso di camper e gazebo. Siamo pronti ad allargare il reddito di cittadinanza, dice ancora. Dice anzi alla Stampa il presidente dell'INPS Tridico, lo allargheremo a chi ha appena perso il lavoro. L'assegno medio dell'aiuto è di 520 euro. Le domande sono 1.125.000, 1.000 al giorno, intorno al 75% quelle accolte. Al via una campagna porta a porta partendo dalle grandi città dove si concentra il disagio. A Roma ci sono 17.000 senza tetto, 50.000 in tutta Italia. L'iniziativa è quella della campagna appunto porta a porta sul reddito di cittadinanza con l'uso di camper e gazebo. Annunciare un'iniziativa del genere in campagna elettorale? Un punto di domanda. Beh, in Italia l'arroganza di classe non ha limiti, risponde il presidente INPS. Un noto detto calabrese dice che chi è sazio non crede al digiuno. La campagna procederà. I camper andranno nelle periferie di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna a spiegare alle persone tutte le prestazioni a cui hanno diritto, non solo il reddito di cittadinanza. Dobbiamo chiederci se decine di migliaia di persone che vivono in estrema difficoltà abbiano diritto a una chance o debbano essere abbandonate. Mi rifiuto di pensare che in Italia debba prevalere l'egoismo e la solidarietà delegata al volontariato. Perché possono esistere i camper per la raccolta sangue e non quelli per informare sul reddito? Il disagio si concentra nei centri urbani. Lei sa quanti senza tetto sono certificati a Roma? 17.000 su un totale nazionale di 50.000. Le domande nei primi 2 mesi sono state più di 1 milione. L'ultimo dato è 1.125.000. Sono 1.000 al giorno. La percentuale di quelle accolte è 75%. Assegno medio 520 euro. In attesa dell'entrata in servizio dei navigator, il sussidio verrà erogato senza verifiche
attente sulla volontà dei percettori di cercare un lavoro, ma mi corre l'obbligo, puntualizza Tridico, di ricordare che l'assunzione dei navigator non è di nostra competenza. Detto ciò, mi auguro che le regioni li mettano rapidamente nelle condizioni di lavorare. Per quanto riguarda invece le persone rimaste senza lavoro che non possono ottenere il sussidio perché l'anno precedente avevano reddito, la bozza di provvedimento è sul mio tavolo. Spero possa discuterla il Parlamento al più presto. Si potrà fotografare il reddito corrente. Ciò permetterà ai disoccupati, in particolari situazioni, percettori di sussidio di disoccupazione o disoccupati da oltre 18 mesi, di accedere al reddito. La condizionalità delle politiche di sostegno al reddito esiste in tutti i paesi. Nel nostro caso sono distinte fra coloro che hanno bisogno di un reddito e chi invece è alla ricerca di un lavoro. Mi stupisce il cinismo che a volte accompagna il dibattito italiano. Il reddito è perfettibile, ma con quale coraggio ne viene negata l'utilità sociale e l'impatto economico? Per quanto riguarda le domande per quota 100, le paiono poche in un trimestre 130.000 domande a fronte di una previsione di 290.000 in un anno? Siamo assolutamente in linea con le previsioni, dice il presidente dell'INPS. Adesso lasciamo la Stampa, andiamo a Repubblica, dove c'è il seguito di quello che ha detto Renzi l'altro giorno, cioè una specie di inchiesta sulla bestia leghista con la foto di Luca Morisi insieme al vice premier Matteo Salvini in prima pagina. Intanto c'è il Robin Hood del Papa, l'elemosiniere padre Conrad del Vaticano in uno stabile occupato ridà l'elettricità ai residenti. L'ultradestra di Forza Nuova risponde con uno striscione contro Bergoglio. Bergoglio come Badoglio, stop immigrazione, uno striscione firmato Forza Nuova. Ma poi c'è appunto l'inchiesta sulla bestia leghista che fabbrica il consenso, come funziona il team social di Salvini attaccato da Renzi. Facebook chiude 23 pagine di bugie e istigazioni all'odio. A Morisi, scrive Matteo Pucciarelli su Repubblica, sono sempre piaciute le parole semplici, evocative. A lui si deve il soprannome capitano per Salvini, la denominazione bestia per il sistema editoriale fatto in casa con cui dal 2013 amministra le pagine social di Salvini. Intanto arriva la tagliola di Facebook, bla bla bla. Salvini alza il tiro, è un referendum sulla Lega e sui 49 milioni risponde a Renzi, non lo querelo, lo giudicano gli italiani. Dice Di Maio, io non sfido i cittadini, anche le piazze si dividono sul capitano, ma poi c'è il pezzo, appunto l'analisi di Matteo Pucciarelli sulla comunicazione leghista, i post, la squadra, i soldi, così la bestia orienta il voto. Il sistema di comunicazione grazie al quale dal 2013 Morisi amministra le pagine social di Salvini, una bocca di fuoco unica in Italia. 3.600.000 fan su Facebook, 1,4 milioni su Instagram e 1,1 su Twitter. Senza contare i profili di partito, fiancheggiatori, la consulenza a più riprese per altri esponenti di partito. L'obiettivo era quello, non tanto di dar modo come un altro a Salvini di dire la propria, era più ambizioso, orientare, guidare il dibattito pubblico. Oggi in Italia soltanto un giornale ha più fan sui social di Facebook ed è Repubblica. Facebook non è la discarica dei comunicati stampa, è molto di più se si sa come fare, diceva Morisi anni fa. All'epoca, assieme al socio Andrea Paganella, era l'amministratore di una società di consulenza per il web, sistema intranet, occupazione dichiarata come prevalente dell'impresa, sviluppo applicazioni, soluzioni software di database. 0 dipendenti, un super committente, la Lega, più qualche consulenza con aziende sanitarie della Lombardia. Appena è diventato segretario, Salvini capì che il vecchio partito non era più sostenibile economicamente, né serviva. In più all'orizzonte le nubi dell'inchiesta della Procura di Genova sui 49 milioni. Chiuse mezza sede, idem il dispendioso giornale La Padania, vendete le frequenze di Radio Padania in cassa integrazione, i dipendenti, investire risorse sul lavoro della coppia Morisi-Paganella, fatturandogli 300.000 euro all'anno. Non poco, ma la vera fortuna dei creatori della bestia è stato andare al governo. Il team si era allargato, per alimentare il sistema servivano grafici, smanettoni, militanti appassionati, giovani e svegli. Il grosso di loro è a carico dello Stato. Paganella, capo di gabinetto del Viminale, Morisi, consigliere strategico per la comunicazione, e gli altri nello staff comunicazione. I loro compensi tutti insieme 314.000 euro, calcolò l'Espresso, soldi sganciati dal Ministero, per il partito un risparmio. Poi un'altra decina di collaboratori esterni gravitano nel mondo Lega, tra portaborse e eletti nelle istituzioni. A costare adesso però non è tanto la bestia in sé,
ma la promozione dei post di Salvini. Nel mese di maggio, facendo una media, le casse della Lega per Salvini Premier, il partito che sta sostituendo il vecchio guscio della Lega Nord, hanno sborsato 51.000 euro per aumentare l'audience del loro leader. Con una media del genere, solo per spingere su Facebook, fanno 600.000 euro all'anno. Da dove arriva sto denaro? Nel 2018 2 milioni di euro dal 2 per 1000 più i contributi dei parlamentari. Il sistema messo in piedi da Morisi è rodatissimo. Le statistiche dicono che il 95% degli utenti Facebook è incappato almeno una volta nel Salvini Social. Dentro la pancia della bestia si lavora come in un quotidiano, né festività né tempi morti. Il verbo del capitano diffuso a intervalli regolari, alternando foto, video, dirette, meme, semplici messaggi politici e non solo. Le reazioni ai contenuti analizzate continuamente. Da quello si capisce su quali messaggi puntare o dove lasciar perdere. Che in futuro la Lega potesse allearsi con i 5 Stelle lo dicevano i social già 3 anni fa. Notiamo, disse Morisi, che c'è una base comune tra i nostri elettori sul piano comunicativo. Sembrava un'eresia non per la bestia. Così Repubblica. Mentre andiamo anche a Libero, traballando con le 5 Stelle, il titolo d'apertura, maggioranza scossa dalle polemiche, scrive Renato Farina, Matteo e Gigino come nel programma della Carlucci, uno è capace, l'altro no. Entrambi danzano sperando di essere premiati dai sondaggi, ma nei volteggi si pestano i piedi, finiranno fuori pista. Mentre finalmente se ne va, neppure il PD la vuole più, la commissaria europea con delega di politica estera Federica Mogherini, che ha collezionato solo flop, scrive Alessandro Giuli. E ancora dalla prima pagina di Libero, i paesi dell'est saranno cattivi ma crescono un sacco, altro che Merkel e Macron, ecco gli esempi da seguire in Europa, scrive Alessandro Gonzato. E poi ancora chiudere Pietro Senaldi, che intervista anche lui l'editore del libro su Salvini. Gli antifascisti ora mi augurano figli gay, scrive il direttore responsabile di Libero intervistando Francesco Polacchi. Ho pubblicato Salvini ora insultano i miei figli, non è un fascista ma un furbo, dice l'editore a proposito di Salvini. Francesco Polacchi ne parla così di Salvini, casa pound più democratica del Salone del Libro, rischio dittatura in Italia? Sì, ma della sinistra. E infine c'è da segnalare il pezzo di Vittorio Feltri sui telepartigiani, Lilli Gruber più rossa pure di Zingaretti. Dopo l'ospitata di Salvini, scrive Vittorio Feltri, la Gruber è più partigiana di Zingaretti, telesinistra, ha invitato in TV Salvini ma l'ha sempre interrotto, alla fine ha parlato il doppio di lui. Ormai il suo programma ha fatto un salto di qualità, da giornalistico è diventato un teatrino tardo marxista in cui l'oggettività è stata abolita in favore della faziosità, scrive Feltri di Lilli Gruber. Franco Becchis invece si occupa di raccontarci cosa ha imparato in un anno negli Alpini, lezioni di vita. Non finivano più di sfilare a Milano ieri, un corteo infinito che ha sorpreso i miei figli. Ma sono così tanti gli alpini? Sono tanti, sì, scrive Franco Becchis, ma ancora di più sono gli italiani che si sentono alpini, perché è un corpo diverso da tutti gli altri, una piccola bandiera italiana che riesce a non dividere mai. Basti pensare alla simpatia e alla commozione con cui vengono ricordate le terribili campagne delle brigate alpine in Albania e in Russia durante la seconda guerra mondiale, ed erano a fianco dei tedeschi di Hitler contro gli alleati. Ai quasi 5 milioni di copie di 100.000 gavette di ghiaccio, il diario scritto da Giulio Bedeschi in quegli anni, su quegli anni. Gli alpini sono sempre stati amati dagli italiani, perché di gran parte di loro erano figli e non importa su che fronte fossero impiegati. Quel che è sempre contato nella storia di 100 anni e più è che ovunque ci fosse bisogno c'era una penna nera. Vidi i primi alpini sul campo che non avrei mai immaginato quando andai da ragazzino volontario a dare una mano ai terremotati. Irpini a Basilicata, 1981. Loro i primi ad arrivare sul posto, e c'erano anche ragazzi di leva che facevano la naia, non avevano grande esperienza. Furono gli alpini a tirar fuori i morti dalle macerie. Cosa ho imparato con gli alpini un anno? L'allenamento alla fatica, le amicizie vere, le bevute. Non è un caso se dopo un terremoto o una disgrazia trovi sempre una penna nera ad aiutare, scrive Franco Becchis. Diamo un'occhiata anche al Foglio del lunedì. Ci sono 2 commenti del direttore Cerasa e di Giuliano Ferrara. Il primo sul dramma di una Chiesa cattolica disinteressata alla difesa dell'identità europea. Una Chiesa che mette da parte la funzione profetica è un guaio per il cattolicesimo e l'Europa. Chi trasforma in nemico la globalizzazione trasforma in nemico la cultura
liberale. La cultura dell'Europa, disse Benedetto XVI in un famoso discorso al Parlamento tedesco, è nata dall'incontro tra Gerusalemme, Atene e Roma, cioè dall'incontro tra la fede in Dio di Israele, la ragione filosofica dei greci, il pensiero giuridico di Roma. Anche per questo lo scollamento di queste tradizioni a cui assistiamo nella nostra epoca rappresenta un problema per il cristianesimo, per la Chiesa, per l'Europa. Mentre Giuliano Ferrara ricorda Gianni De Michelis, che gran bel tipo era Johnny De Michelis, colto e allegro, detestato per un periodo. Fu uno dei prodotti migliori e squillanti del socialismo italiano in battaglia per difendere la propria indipendenza dai colossi democristiano e comunista. Pronunciato all'americana, Johnny. Per sfotterlo lo chiamavano così i suoi amici. Una sera a New York, conclusa naturalmente in discoteca, scrive Ferrara, mentre il pezzo principale è però dedicato da Giulio Meotti a chi può dire viva la mamma. Tutti sanno come si fanno i bambini, i governi non hanno capito come aiutare a farne di più, ma ci sono paesi che provano a superare la cortina di ghiaccio demografica, come l'ha definita il Papa. Lezioni all'Italia che non fa niente per la festa della mamma. Con il terzo debito pubblico al mondo, la spesa pensionistica alle stelle, non possiamo permetterci di non fare niente. La Svezia sta spendendo per la famiglia il 3% del PIL, contro l'1,8% dell'Italia. I soldi non sono tutto, ma aiutano. Un paese dove si possa nascere, scrive Meotti. Berlino ha reso gratuiti gli asili, Parigi premia chi ne fa di più, Copenaghen lascia aperte le scuole, a Budapest se ne fai 3 non paghi più tasse, anche a Varsavia aumentano le nascite. Soltanto se abbiamo paura di un futuro molto buio reagiremo di conseguenza, perché il declino demografico è lento e le persone non notano alcun cambiamento da un giorno all'altro, di mese in mese o perfino di anno in anno, dice lo spagnolo Alejandro Macarrón Larumbe. Triplicare il numero di strutture per l'infanzia in Germania ha avuto un ruolo centrale nel permettere alle donne di unire lavoro e famiglia, dicono all'Istituto Federale per la Ricerca Demografica. Nell'ultimo anno si è registrato un aumento del 7% delle nascite. Noi americani facevamo più figli di voi europei. Dalla crisi finanziaria 2008 anche l'America ha contratto un sentimento di declino. Il patriottismo è entrato in crisi, i tassi di fertilità crollati. Perché la grande differenza per costruire una famiglia e fare figli, più che il welfare, è l'ottimismo. Avete più vacanze, più beni di consumo, più case, l'unica cosa che avete di meno sono i bambini, dice l'economista americano Nicholas Eberstadt. Più bonus bambini, più lavoro femminile, più case popolari possono fare la differenza, ma la differenza vera la fa la cultura. Il tema è quello degli incentivi alla natalità, poi comunque della demografia, mentre il Foglio Internazionale, sempre curato da Giulio Meotti, ci propone un articolo tratto dal Besa Center sulla Germania che scopre la giudeofobia islamica. Per la prima volta un ente tedesco descrive l'antisemitismo musulmano islamico, un rapporto di 40 pagine. Poi, sempre sulla Germania, il Financial Times, l'ordine tedesco sta svanendo, protetti dagli americani e forti attraverso l'Unione Europea non è più così. E poi la crisi del pluralismo sull'Economist, nel caso di Roger Scruton, il filosofo conservatore, masse urlanti contro la democrazia. Roger Scruton al centro di un'altra bufera mediatica, ha dato un'intervista in cui divaga su diversi argomenti, convinto che fosse in campo amico, ma la rivista New Statesman ha pubblicato alcuni estratti dell'intervista su Twitter scelti per farli sembrare scandalosi ed è scoppiata una tempesta di Twitter. Mentre sempre dal Foglio Internazionale di Giulio Meotti, un articolo del Sunday Times sul Cambridge, l'Università di Cambridge, il razzismo non si combatte con un processo alla storia. L'università inglese sbaglia a indagare sul proprio ruolo nella tratta degli schiavi. Potrebbe fare molto altro per migliorare la società di oggi. Con questo lasciamo anche il Foglio Internazionale, poi vedremo anche le prime pagine dei quotidiani economici di oggi, a partire dal Sole 24 Ore, Italia Oggi, e gli inserti, l'economia e affari e finanza del Corriere e di Repubblica.
Parlamento. E come tutti i lunedì diamo il benvenuto e il buongiorno a Riccardo Molinari, che è il capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. E dalla pagina Facebook tua e da quella di Matteo Salvini capisco che la giornata anche piemontese di ieri di Matteo Salvini è stata particolarmente intensa, o no? Sì, diciamo che siamo abbastanza stremati, perché è stata, ma diciamo che è una campagna elettorale molto, molto movimentata, abbiamo fatto tanti chilometri, ma in particolare ieri, tra l'altro anche con una punta di sabato, perché Salvini è stato sabato ad Alessandria, tra l'altro con un comizio che abbiamo organizzato in 24 ore, perché è un appuntamento che è stato aggiunto all'ultimo. Ci siamo trovati davanti una piazza strapiena soltanto col passaparola, quindi immagino se avessimo avuto qualche giorno in più per fare un po' di pubblicità cosa sarebbe successo. E poi ieri di nuovo abbiamo replicato la domenica con una piazza dietro l'altra sempre più piena. Siamo partiti al mattino con Fossano, poi siamo stati a Varà e poi a Settimo Torinese e poi la sera di nuovo in provincia di Alessandria a Tortona, dove c'è stato veramente un mare di gente ad aspettare Salvini, quindi diciamo che l'avviso di sfratto per Chiamparino è stato notificato. Ecco, su cosa si gioca questa campagna elettorale secondo te, Riccardo? Guarda, noi stiamo cercando di parlare il più possibile di elezioni regionali, quantomeno io e diciamo come segretario regionale del partito e gli altri colleghi parlamentari piemontesi candidati in consiglio regionale, perché visto e considerato che di Chiamparino non si può dire nulla di buono, semplicemente dal dibattito mediatico, dai giornali, il tema della regione è sparito. Sono 5 anni che della regione non si sente parlare e quindi a ogni comizio, ogni incontro noi cerchiamo di rinfrescare la memoria ai nostri concittadini spiegandogli come Chiamparino abbia tradito le sue promesse su tutti i temi, sulla sanità, sui trasporti, come abbia speso solo il 20% dei fondi destinati all'agricoltura piemontese rischiando di perderli, e poi soprattutto su un tema che ci sta molto a cuore come quello dell'autonomia, denunciando il fatto che per ragioni politiche piemontesi oggi non hanno la stessa opportunità di Lombardi, Veneti ed Emiliano Romagnoli, perché Chiamparino non ha voluto avviare il percorso che sta portando in questi giorni all'approvazione delle intese per l'autonomia per quelle altre regioni. Bene, ci sono 15 giorni, ancora 2 settimane sostanzialmente di campagna elettorale. Intanto, saltando invece all'altro ramo delle tue occupazioni, cioè alla Camera che settimana è questa? Questa settimana avremo come provvedimenti, partiamo già oggi, quindi già oggi saremo in aula, oggi pomeriggio a votare, e dovremo concludere l'esame del testo di legge per l'adeguamento della legge elettorale al taglio dei parlamentari, perché come molti ascoltatori sapranno la settimana scorsa il Parlamento ha approvato in seconda lettura alla Camera la proposta di legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari e diventano 400 deputati invece che 630 e 200 senatori invece che 315. A fronte di ciò è quindi necessario adattare la legge elettorale alla riduzione e al ridimensionamento dei collegi, quindi ridimensionamento all'allargamento dei collegi e alla riduzione a livello di numero, e quindi c'è un testo di legge che dà dei criteri per ridisegnare i collegi elettorali. Quindi questa è la prima legge che verrà discussa ed approvata. Dopodiché abbiamo all'ordine del giorno il decreto Brexit, che fondamentalmente è il decreto che contiene le misure emergenziali per regolare i rapporti tra Italia e Regno Unito in questa caotica fase in cui non si capisce se il Regno Unito uscirà o meno dall'Unione Europea, ma insomma nel caso uscisse, come è stato deliberato dal referendum e annunciato, il governo si porta avanti con un accordo con il Regno Unito per tutelare gli interessi, i diritti dei nostri cittadini che vivono lì, i rapporti commerciali, i rapporti doganali e quant'altro. Poi c'è un testo sulle semplificazioni fiscali e poi c'è una proposta di legge di Forza Italia in merito al ruolo degli ausiliari del traffico. Insomma, quindi questi sono i principali temi della settimana. Ecco, intanto il Corriere della Sera oggi titola Governo alla resa dei conti. È così secondo te? Diciamo che è innegabile che dopo il caso Siri i rapporti si sono fatti ancora più complicati, nel senso che non abbiamo capito il perché il 5 Stelle ha voluto utilizzare questa vicenda per cercare di fare una campagna mediatica, una campagna politica contro la Lega, ereggendosi come il partito degli onesti, come il partito delle legalità, e mettendo in croce il sottosegretario Siri, che fino a prova contraria è innocente e che attualmente lui per primo
non è a conoscenza esattamente di quali sono gli elementi a suo carico, visto che siamo in una fase di indagini preliminari. Quindi il precedente, il sottosegretario che viene cacciato dal governo solo per un titolo di giornale e per un avviso di garanzia, è un precedente molto grave, ma non è grave perché si attacca un uomo della Lega, è grave per il sistema di diritto, è grave per il tipo di paese che si è in mente. Quindi dietro la vicenda Siri non c'è uno scontro su una persona, questo ci tengo a dirlo, per quanto noi abbiamo difeso Armando e continuiamo ovviamente a difenderlo, ma c'è un tema di visione generale del rapporto dei poteri, di visione dello Stato di diritto, di visione delle garanzie costituzionali. Questi sono valori importanti. Aggiungiamo che a questo si è unito un attacco continuo da parte del 5 Stelle contro la Lega, insulti, offese, invasioni di campo. Abbiamo adesso il ministro della difesa che vorrebbe riaprire i porti e manda la Marina Militare a raccogliere gli immigrati sulle coste libiche praticamente per fare un dispetto a Salvini, perché questo è chiaro, cioè non si vede, quindi un altro motivo. Quindi c'è un atteggiamento di provocazione continua. Direi che noi siamo stati fin troppo bravi in questi mesi a farci venire il fegato grosso e a non rispondere anche quando avremmo voluto dire tante cose. Ora, insomma, 15 giorni dal voto ci sentiamo liberi di dire quello che pensiamo sui vari temi. Quindi, ad esempio, siamo molto chiari nel dire che se prendiamo più voti di loro accelereremo sulle grandi opere, siamo molto chiari a dire che se prenderemo più voti di loro non si parlerà più di legalizzazione della droga, ma si andrà avanti sulla nostra proposta di legge per le pene più severe. Siamo chiari per gli spacciatori, siamo chiari nel dire che prendendo più voti di loro non ci saranno decreti salva Roma, ma accelereremo sull'autonomia e via così. Diciamo che ci sono tante questioni che ci dividono e a questo punto, visto che loro hanno messo in campo questa conflittualità contro di noi, il voto dell'Europeo è un voto che speriamo faccia chiarezza. Poi Salvini l'ha detto ancora ieri in tutti i comizi, la sua idea non è quella di rompere, certo è che bisogna rimettere a posto le cose e ridefinire gli equilibri, perché ultimamente stiamo uscendo dai binari. Ecco, Di Maio ha detto, commentando appunto le parole di Salvini, che non è affatto un referendum il voto sull'Europa, no? E che chi ha parlato di referendum è stato Renzi in passato e non gli è andata bene. Poi ancora ha detto: gli italiani sceglieranno con le elezioni europee tra chi si vuole tenere gli indagati per corruzione nelle istituzioni, ogni riferimento sembra chiaro, e chi no. Chi abbassa le tasse nei comizi, chi lo fa davvero, chi aiuta le persone col salario minimo, come vogliamo fare noi, e chi non lo vuole fare, chi dice che la donna deve stare a casa a fare più figli e chi come noi pensa che dobbiamo prendere il miliardo che avanza dal reddito di cittadinanza e metterlo in un decreto per aiutare le famiglie e le mamme. Insomma, sembra quasi... Di Maio si contraddice, no? Dice prima che non è una scelta tra una visione e l'altra e poi narra quella che dovrebbe essere secondo loro la loro visione rispetto alla nostra, dicendo tra l'altro una serie di stupidaggini una in fila all'altra. Però la cosa che si nota è che continua a battere su quel tema, no? Sul tema della giustizia, chi si tiene gli indagati all'interno. Io con tutto il rispetto vorrei ricordare a Di Maio che hanno fatto la guerra a Siri per un'indagine per corruzione in fasi preliminari. Loro hanno il sindaco di Torino che è inviato a giudizio per omicidio, eppure nessuno della Lega ha mai dato dell'assassina al sindaco Appendino, perché siamo persone serie e siamo persone garantiste sempre. Nessuno della Lega ha mai dato della delinquente alla Raggi, che è sotto processo per abuso d'ufficio e che ha un'altra inchiesta aperta recentemente, perché siamo persone serie e corrette, non perché non vogliamo fare uno sgarbo agli alleati, ma perché insomma le vicende bisogna conoscerle e soprattutto dei processi si parla nelle aule del tribunale, non si deve usare per fare politica. A proposito, Riccardo, di processi e giustizia, Renzi l'altro giorno in un'intervista a Repubblica ha fatto riferimento alla famosa storia dei 49 milioni della Lega, fondi pubblici dei rimborsi elettorali del periodo 2008-10 al centro della famosa indagine della Procura di Genova, dicendo che in sostanza ha fatto capire che ci saranno delle novità. E un quotidiano oggi attento alle vicende giudiziario-politiche come Il Giornale dice: questo è un pizzino che il pubblico ministero Renzi sui 49 milioni della Lega ha mandato a Salvini. Soldi usati per diffondere bufale, ha detto Renzi. Mi quereli, ha chiesto Renzi, ma Salvini gli ha già risposto che ci penseranno gli elettori a dire la loro più che i tribunali a una querela. Anche tu pensi che Renzi abbia fatto da pubblico ministero in questo caso? Io penso, ma a dire il vero non lo so, perché Renzi su questa storia dei 49 milioni continua a dire che ci saranno novità ad ogni mese, quindi diciamo che sono 6 mesi che Renzi, anzi anche di più, è più di un anno, che ogni volta annuncia
nuovi risvolti, non ha altri argomenti se non quelli, come del resto i suoi parlamentari in aula. Su ogni provvedimento che discutiamo, non avendo altri argomenti per attaccare la Lega, battono sempre solo su quello, diventando anche abbastanza monotoni. Cosa volete che vi dica? La storia dei 49 milioni l'abbiamo già spiegata in tutte le salse e penso che gli italiani l'abbiano capita perfettamente. Quando non ci sono 49 milioni spariti, ci sono 49 milioni di rimborsi che sono stati erogati perché quella era la legge del tempo. E poi c'è stata una truffa sulla rappresentazione dei bilanci del partito che hanno permesso di ottenere quei 49 milioni. Non significa che i 49 milioni siano stati rubati, significa che c'è stato eventualmente, ma c'è un processo in corso, un falso nella predisposizione dei bilanci, e quindi che la Lega è parte lesa, perché è la Lega che ha visto eventualmente parte del suo bilancio essere utilizzato per finalità non politiche da quelli che allora erano gli amministratori. Quindi è proprio con questa dei 49 milioni si fa proprio un ribaltamento della realtà. Cioè la Lega, da parte offesa, diventa quella che ha rubato i 49 milioni, che è una roba assurda, ma direi che non c'è neanche più bisogno di spiegarlo, perché è talmente stucchevole questa storia che la gente l'ha capita perfettamente. Quindi anche Renzi lo vedo un po' in affanno, come il suo partito. L'ultima cosa, perché fa notizia, siamo all'interno della rassegna stampa, ha fatto notizia il cardinale elemosiniere del Papa che va a riattaccare la luce agli occupanti abusivi a Roma in un palazzo. Occupanti abusivi, dichiara, impostazione ideologica di sinistra, estrema anche a volte. Comunque, che ne pensi? Guarda, su questa vicenda si è espresso molto chiaramente Salvini ieri in uno dei nostri comizi in provincia di Cuneo, dove ha detto: prendo atto che quando si staccano le bollette perché non si paga la luce a un condominio di occupanti abusivi, e tra l'altro le bollette a quanto pare ammontano a diverse centinaia di migliaia di euro, se poi qualche esponente del Vaticano, della Chiesa, va a attaccare i contatori, Salvini giustamente ha detto: mi auguro che oltre ad attaccare i contatori si facciano anche carico di pagare i 300.000 e passa euro di bollette in evase. Diversamente saremo davanti a un precedente quantomeno bizzarro, perché vorrebbe dire che chiunque può non pagare le bollette, intanto ci pensa il Vaticano ad attaccarti la luce. Diciamo che è un precedente quantomeno simpatico, bizzarro, ecco. Vedremo come andrà a finire. Va bene, io ti ringrazio, grazie a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega Nord di Piemonte. Grazie Riccardo, buona settimana, buon lavoro. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. E noi chiudiamo qui. Qui Parlamento. Chiudiamo qui Parlamento e tra poco ci mettiamo in collegamento con il direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla. Peraltro, tornando brevemente anche ai quotidiani di oggi, dove in primo piano sul Sole 24 Ore del lunedì, come dicevamo, ci mancano ancora le prime pagine dei quotidiani economico-finanziari del lunedì. Il Sole 24 Ore si occupa stamani di IRPEF nascosta dalle partite IVA, caccia al 68,2% che è l'evasione, la percentuale di evasione per quanto riguarda l'IRPEF dovuta dall'impresa e dal lavoro autonomo. È quella più evasa sostanzialmente. Al secondo posto abbiamo l'evasione IVA, 26,9%, anzi l'IMU, che è leggermente più elevata come quota di evasione sul totale dell'imposta da pagare, è il 27%, la percentuale di evasione dell'IMU. Ma di gran lunga, Sole 24 Ore lo mette in evidenza oggi in prima pagina, di gran lunga l'imposta più evasa è l'IRPEF dovuta da imprenditori e lavoratori autonomi, da impresa e lavoro autonomo, e caccia al 68,2% di IRPEF nascosta delle partite IVA, il tax gap, come lo chiama il 24 Ore di stamani, il divario, cioè tra imposta dovuta e imposta versata. Sono 33 miliardi. Sotto tiro professionisti e artisti con compensi non dichiarati oltre i 50.000 euro, è pronta la lista dei primi 2.000 nomi. Così apre oggi il Sole 24 Ore. I giornali economici e finanziari del lunedì, compresa Italia Oggi 7, l'Economia e Affari e Finanza di Corriere della Sera e Repubblica, li vediamo tra poco, perché dalla regia mi dicono, come vi avevo detto, che dovrebbe essere in collegamento con noi Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, Il Giorno della Nazione e il Resto del Carlino. Io lo ringrazio, buongiorno direttore, grazie davvero per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Grazie mille per essere con noi. Abbiamo letto poco fa in rassegna stampa il suo commento sulla vicenda molto commentata, oggi variamente commentata, del cardinale elemosiniere del Vaticano, elemosiniere del Papa, che riattacca la corrente elettrica agli occupanti di un centro, di un palazzo a Roma.
palazzo abusivo, stabile occupato abusivamente ormai da 6 anni, con 300.000 euro di bolletta arretrata. Ecco, lei si domanda se questa sia veramente carità cristiana e non demagogia, mi sembra, no? Qualcuno oggi, Camillo Langone sul Giornale, dà addirittura del ladro al cardinale, per quanto, scrive Langone, da cattolico faccia fatica a dirlo, però insomma, e non era ubriaco, perché non l'ho fatto perché è ubriaco, ha detto lo stesso elemosiniere. Cosa ci comunica, secondo lei, in estrema sintesi, questa storia? Ma lo dico con molta sincerità, a me non è piaciuto questo gesto, perché io capisco che la Chiesa debba essere attenta ai poveri, capisco che a Roma ci sia tanta sofferenza, mi fa piacere che Papa Francesco abbia spogliato la Chiesa di tanta pompa superflua, di tanto sfarzo che dava fastidio. Però io penso che se si fosse voluto aiutare questo popolo di occupanti di questa casa, si poteva pagare la bolletta e magari farlo in silenzio, visto che il Vangelo dice: quando fai l'elemosina non sappia la tua destra quel che fa la tua sinistra. Invece mi pare che questo sia un gesto molto plateale, clamoroso. Non voglio permettermi, ma diciamo così, ho un po' l'impressione di essere un qualcosa ad uso dei media, di qualcosa per cercare l'applauso di una parte del mondo. Io ripeto, la carità si fa in silenzio, e poi dire che questo è un obbedire alla legge di Dio, ho qualche dubbio, perché non mi risulta che Gesù abbia autorizzato l'occupazione abusiva di case. Gesù dice ai ricchi di cambiare il cuore, non dice ai poveri di fare la rivoluzione. Quindi la modalità di questo gesto, a me personalmente, mi permetto di dirlo con molta riverenza e devozione, perché sono un cattolico praticante, anche se peccatore, mi permetto di dire che questo gesto a me non è piaciuto. Ecco, tra l'altro lei ha indagato ma si è occupato anche come cattolico e come giornalista, soprattutto del mondo appunto cattolico, in diversi libri, no? Non sto a citarli perché sono molti. Secondo lei è cambiato il messaggio che arriva al mondo cattolico con questo Papa? A parte il lato positivo che lei ha evidenziato anche adesso, quello di allontanamento appunto dall'esteriorità, e anche da un certo lusso o comunque da una certa ostentazione di ricchezza che non era propriamente commendevole, diciamo così. Però al di là di tutto è cambiato qualcosa nel profondo del popolo cattolico. Insomma, fioriscono anche i commenti su quanto divisivo sia questo Papa. Secondo lei è vero? Beh, che sia vero è un dato di fatto, perché c'è chi è entusiasta e chi non lo è. Io non mi permetterò mai di dire al Papa come si fa il Papa, e credo che se il cristianesimo è vero, se la Chiesa cattolica è vera, quindi se il Papa è il vicario di Cristo, è il vicario di Cristo, per cui ne risponde direttamente al suo principale con la P maiuscola. E così come non mi piacevano le critiche, lo dico tra virgolette, da sinistra che furono fatte a Giovanni Paolo II e poi a Ratzinger, non mi piacciono neanche le critiche da destra, tra virgolette anche queste, che vengono fatte a Papa Bergoglio. Il Papa è il Papa, e il carisma petrino è suo, non è milione di quelli che lo criticano, quindi io obbedisco e basta. Non posso però non vedere che c'è molto spesso una sorta di conformismo da parte di intellettuali, giornalisti, scrittori, politici, eccetera, che vorrebbero consegnarci l'immagine di un Papa comunista, guevarista, che parla di tutto fuorché di cristianesimo e di religione. Se voi andate a vedere le omelie che fa tutti i giorni il Papa in Santa Marta, qualcuna è stata anche raccolta in vari libri, vedete che l'immagine del Papa non è esattamente quella che ci vogliono consegnare molti giornali o politici, così diciamo di sinistra, ecco. Non è così. Il Papa ci parla, questo è un Papa che parla del demonio,
che guai, argomento tabù per una certa cultura, un Papa che ci parla del rosario, che dice di dire il rosario tutti i giorni, e poi è sicuramente un Papa che ha una sensibilità per i poveri, per tante categorie che interessano anche la sinistra, eccetera. Però credo che ci sia un po' una narrazione anche abusiva di Papa Bergoglio. Ora, quello che a me dà fastidio è che qualcuno magari nella Chiesa voglia fare essere più bergogliano di Bergoglio. Non so, faccio un esempio calcistico, così ci intendiamo, no? Visto che siete Radio Padania, Matteo Salvini è milanista, allora faccio un discorso milanista. Tutti si ricorderanno Arrigo Sacchi, che è stato l'allenatore che ha cambiato il calcio italiano. C'è stato un prima di Sacchi e un dopo Sacchi, no? Perché i pressing, la zona, eccetera. È stato un grande allenatore, però ha avuto degli imitatori che hanno fatto dei danni terrificanti, dei flop terribili, no? Anche in grandi squadre. Ora, la stessa cosa io vorrei dirlo di Papa Bergoglio, cioè ci sono degli imitatori che nella Chiesa che vogliono fare i bergoglisti e alla fine tante volte mi pare che cerchino il consenso, cerchino l'applauso del giornale per bene, cercano l'applauso dell'intellettuale engagé. Ecco, su queste persone io mi permetto di esprimere forti perplessità. Direttore, cambiando argomento e facendo riferimento sempre ai suoi ultimi editoriali, lei si è occupato del quadro politico, un editoriale dedicato a Salvini che non rompe l'alleanza con i 5 Stelle in attesa che i sondaggi si trasformino in voti reali, cioè che si voti, e poi le chiedo allora, secondo lei poi cosa succederà? E poi anche di questione del lavoro, no? Il tema centrale dell'economia del lavoro, dello sviluppo e dell'occupazione. Ecco, le chiedo, su questo secondo lei si giocherà il governo o su altro? Oggi c'è un quotidiano, il Corriere della Sera, che titola Governo alla resa dei conti, che è peraltro un titolo che nella sostanza è riecheggiato più volte in questi mesi. Allora, secondo lei ci siamo veramente o no, e su quali temi? Credo che voi abbiate più informazioni di me su quello che voglia fare la Lega. Non lo so, a me fa un po' ridere che si continui a dire il governo è alla frutta, è alla resa dei conti, la reiterazione, è un anno che si dice questo e poi non si rompe mai. Sicuramente nell'ultimo mese c'è stato un intensificarsi della litigiosità da parte soprattutto dei 5 Stelle nei confronti della Lega, perché Salvini più volte ha detto io non replico, dico ai miei di non rispondere alle provocazioni, al massimo ha detto la pazienza è un limite, però è innegabile, basta sfogliare tutta la collezione dei giornali o sentire i TG e le radio dell'ultimo mese che le bordate siano partite dal Movimento 5 Stelle contro la Lega e non viceversa. Ora, che questa sia un'alleanza abbastanza innaturale lo sanno tutti, lo vedono tutti. C'è stato un contratto di governo e probabilmente non c'erano alternative in quel momento, però io non so cosa succederà al 20 maggio, come dice il Corriere, e neanche cosa succederà dopo le elezioni. Mi riesce difficile immaginare un'alleanza del genere ancora per 4 anni, perché ci sono troppe cose su cui si è davvero distanti e sono cose sostanziali. Penso al tema del lavoro che hai citato tu prima, sono 2 culture differenti. La cultura della Lega e del Nord, da cui è nata la Lega, è quella di favorire le imprese con meno tasse, di favorire il turnover, di favorire le assunzioni a basso costo. La cultura dei 5 Stelle è quella del reddito di cittadinanza, della pensione di cittadinanza, insomma è quella del commercio online, non dei negozi, della chiusura domenicale dell'attività. Sono 2 culture molto differenti e credo che tutto il mondo, che è stato almeno in origine il polmone dell'elettorato leghista, cioè il Nord, abbia una visione completamente diversa da quella del Movimento 5 Stelle riguardo all'economia. Un'altra questione molto divisiva che non sottovaluterei è quella della droga, perché
Ecco, anche lì hai fatto un commento che abbiamo letto l'altro giorno molto chiaro, no? Hai espresso chiaramente la tua posizione. Qua la droga fa male, punto e basta. Io ho fatto con il mio giornale già da 3 settimane, ho fatto una campagna perché francamente trovo assurdo che in un paese nel quale l'Istat, non quotidiano nazionale, l'Istat dice che ci sono 8 milioni di italiani che fanno uso abituale di stupefacenti, 8 milioni se escludiamo i bambini e i centenari vuol dire che siamo intorno al 26% della popolazione. È un paese in cui c'è una piaga del genere. Trovo assurdo che i media, la scuola, il Ministero della Salute, il Ministero della Pubblica Istruzione e così via non facciano campagne martellanti per dire una assoluta banalità, e cioè che la droga fa male, fa molto male. Ora, quando io sento intellettuali, faccio un nome senza voler criticare o offendere nessuno, come Roberto Saviano, il quale dice bisogna legalizzare la cannabis per tagliare i ricavi alla malavita, io sinceramente con tutta la buona volontà non riesco a capire la ragionevolezza di una simile argomentazione. Primo, perché la malavita i soldi da che mondo è mondo trova comunque un sistema per farlo. Secondo, la malavita, se stiamo sulla droga, fa i soldi con la cocaina, con l'eroina, con le pasticche, allora vogliamo legalizzare anche quelli. Certo. E poi a me francamente che uno si bruci il cervello con una dose che gli ha dato un delinquente o che gli ha dato una farmacia non è che interessi molto. Io vorrei che si dicesse ai nostri ragazzi attenzione che la droga fa male, e questo non viene fatto. Vengono fatte campagne contro l'alcol, giustamente, contro il fumo delle sigarette, giustamente, contro le merendine che fanno diventare obesi gli adolescenti, ed è giusto anche quello. Perché non si fanno mai campagne martellanti per dire la droga fa male? Allora noi l'abbiamo fatto, abbiamo avuto il sostegno di comunità come San Patrignano, ad esempio, la Lega, la ringrazio, è sulla stessa posizione nostra, e a fronte di questo il Movimento 5 Stelle ha una visione radicalmente diversa, quella di legalizzare la cannabis, quella di sottovalutare la questione. Qua io vi faccio una battuta. Sì. A un certo punto della nostra campagna mi ha chiamato un urologo bolognese di Bologna, l'Università di Bologna, un grande urologo che si chiama Giuseppe Martorana, e mi ha detto: guardate, vi do un consiglio, più che dire che la droga fa male al cervello perché eccetera, dite che la droga diminuisce la potenza sessuale. Io quando vado nelle scuole vedo che se parlo di danni al cervello e così via non mi segue nessuno. Appena comincio a documentare i danni sulla erezione che fa la droga, i ragazzi cominciano a essere preoccupati. È una battuta, ma io ho pubblicato questo articolo, ma per dire che c'è evidentemente una cattiva coscienza, come ci ha detto Giampiero Mughini in un'intervista, una cattiva coscienza da parte di tanti politici, editorialisti, giornalisti e così via, che la droga la usano, attori, cantanti, presentatori e così via, per cui nessuno si prende il coraggio di fare una battaglia che è politicamente scorretta. È politicamente corretto dire che non si può mangiare troppa pasta asciutta, è politicamente corretto dire che la Nutella fa ingrassare, ma non si può dire che con le pasticche si ammazzano i ragazzi. Direttore, l'ultima questione, solo per questione di tempo perché dobbiamo salutarci a breve, ma voglio richiamare un altro fatto di cronaca di questi giorni in relazione anche a un libro che tu hai scritto e che molti hanno letto, anche tra coloro che ci ascoltano, e che è stato ristampato più volte, L'Eschimo in redazione, no? Dove tu ti sei occupato di un tema, direi sempiterno, che non muore mai, cioè il conformismo e l'ideologismo. Ora, mi riferisco alla vicenda del Salone del Libro con la famosa casa Altaforte, sloggiata da Regione e Comune in primis perché vicina a Casa Pound, alle questioni di fascismo, il libro di intervista di Chiara Giannini a Matteo Salvini pubblicato da loro. Che cosa ti comunica nel 2019 questa vicenda? Tu che hai indagato benissimo questi schemi del conformismo appunto e dell'ideologismo. Allora, premetto che io non ho letto quel libro, non so che cosa ci sia scritto, non conosco Chiara Giannini e non conosco
la casa editrice che lo ha pubblicato, che voleva essere presentazione del libro, quindi io non so se questi siano dei pericolosi fascisti oppure no, quindi insomma non posso come dire, dare giudizi nel merito o pareri, ma giudizi non ne do mai, semmai do pareri nel merito. Una cosa però mi sento di dirla, mi ricordo che anche prima delle elezioni politiche dell'anno scorso ci fu una campagna martellante da parte di tanti giornali sul rischio fascismo, e in particolare si parlava di Casa Pound. Si diceva che sono state fatti reportage da grandi giornali su questo neonazismo che stava montando, si gridò lo scandalo perché 12 persone, mi pare, andarono con lo striscione davanti alla sede di Repubblica, si parlò di blitz, di comando, di irruzione, di qualcosa simile alla notte dei cristalli, eccetera. E poi abbiamo visto le elezioni che Casa Pound ha preso 0,4, 0,8, sì, adesso non mi ricordo sì. neanche. Allora è un po' uno spauracchio che viene sempre ripresentato, quello del ritorno al fascismo. Che poi ci siano personaggi violenti, che ci siano diciamo pure fascisti, nazisti, che abbiano una cultura assolutamente inaccettabile e pericolosa, che picchiano delle persone. Ci sono stati episodi di stupro terribili ultimamente, fatti anche in nome di un fascismo presunto fascista. Cioè, tutto questo esiste e va denunciato, vanno messi in carcere i responsabili, eccetera. Che il paese, che l'Italia rischi un ritorno a una situazione simile a quella degli anni '20 è ridicolo, perché quello era un altro mondo, un'altra epoca che veniva in coda ad un altro secolo, con delle democrazie liberali ancora molto fragili, e soprattutto con delle popolazioni, dei popoli che non avevano ancora radicato e assimilato comunque il concetto che si va a votare e si sceglie. Cioè, se anche vincesse un partito di estrema destra oggi in Italia, e lo ritengo impossibile, ma non è pensabile che venga soppressa la Costituzione, il sistema repubblicano, le elezioni, eccetera. Cioè, noi ormai tutto il mondo ha accettato il principio della democrazia popolare rappresentativa. Quindi mi sembra che questo rischio fascismo sia spesso amplificato da alcuni media. Direttore, permettimi un'ultima domanda velocissima per congedarci. Tu sei stato vice direttore di importanti quotidiani nazionali, dalla Stampa al Giornale al Libero, e hai diretto 2 quotidiani cosiddetti di provincia, la Provincia di Como e la Gazzetta di Parma. Attualmente dirige appunto il Quotidiano Nazionale, cioè ben 3 testate che originariamente erano testate più o meno locali, viene da dire, anche se non è così, sono tutti quotidiani di portata nazionale, La Nazione, Il Carlino e appunto Il Giorno di Milano, gloriosi tra l'altro nella storia del giornalismo cartaceo italiano. Ecco, com'è dirigere 3 giornali e che differenza c'è rispetto ai quotidiani per esempio di provincia? Così una curiosità che magari interessa anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ma guarda, questo è il risultato di un'intuizione che ha avuto Andrea Rittermonti, il nostro editore, una ventina di anni fa, e che magari allora non fu capita, ma che poi tutti hanno imitato, hanno seguito, e cioè che l'editoria era destinata già da allora, Ritter fu il primo a capirla, a delle sinergie, a delle fusioni anche, no? Per cui i giornali regionali, diciamo così, come il Resto del Carlino, La Nazione, erano anche giornali nazionali, avevano corrispondenti dall'estero, avevano redazioni romane, avevano tante pagine di politica interna e estera e facevano una prima pagina quasi tutta di interni esteri. Questo non era più possibile con i tempi che si stavano preparando, con internet, con il moltiplicarsi delle televisioni, eccetera, delle radio e così via. Per cui
la sinergia fu quella di creare un quotidiano nazionale che fosse comune alle testate che poi si diversificavano nel locale. Quindi noi abbiamo un giornale, il quotidiano nazionale che io dirigo, che è comune al resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, e questo permette di anche contenere i costi e di avere un respiro comune. Poi ci sono i fascicoli inseriti in mezzo di cronaca locale, che sono 39, noi facciamo 39 edizioni diverse, facciamo 800 pagine redazionali a parte la pubblicità al giorno, e quindi abbiamo il radicamento sul territorio e il respiro nazionale e internazionale. Ripeto, Ripa Tremonti è stato il primo a farlo, ma poi la Stampa e Secolo si sono fuse 5 anni fa, poi c'è stata la fusione con Repubblica, ci sono le gazzette del Gruppo Espresso, cioè tutti stanno andando verso questa strada. La sinergia che permette di avere parti nazionali comuni e diversificarsi sul locale, perché i giornali oggi possono vivere solo così, con un radicamento sul territorio forte e con una parte nazionale che sia comune a più testate locali. Lo stanno facendo tutti. Bene, allora io ringrazio davvero Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale. Grazie direttore, avremo modo magari di risentirci anche prima delle elezioni e anche dopo, naturalmente, per un commento, visto che magari sarà interessante capire cosa succede dopo il voto. Grazie ancora, grazie a Michele Brambilla. Grazie. Buona giornata direttore, e noi ci fermiamo per un attimo e poi sulla notizia, oggi in versione un pochino più ristretta, perché abbiamo dilatato il tempo della nostra conversazione con il direttore del Quotidiano Nazionale, visto che stamattina abbiamo un problemuccio di server che ci ha consentito di sforare tranquillamente senza porci troppo il problema. A tra poco. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa.